Buongiorno a tutti e benvenuti a Sveglia Trieste. In questa puntata avremo ospiti in studio per il dibattito del mattino Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle e Roberto Cason della lista di piazza, entrambi consiglieri comunali, così come consigliere comunale è Stefano Bernobic, che vedremo invece nella seconda parte della nostra trasmissione della Lega, quando avremo anche i collegamenti in esterna. Allora andiamo subito a vedere le previsioni del tempo con il sito dell'Osmer-ARPA regionale, vediamo che tempo fa e che tempo farà nelle prossime ore. Allora, con il sito dell'Osmer-ARPA vediamo che la situazione generale prevede un marcato fronte atlantico che interessa la regione nella giornata di oggi, con afflusso di correnti molto umide meridionali in quota e progressivamente più fredde nord-orientali negli strati medio-bassi. Per oggi, giovedì 13 aprile, cielo coperto e precipitazioni intense su tutta la regione, forse anche temporalesche, più consistenti sulle Giulie e sul Canin con intense nevicate in quota. Neve inizialmente sui 1500 metri sulle Alpi, 1800 sulle Prealpi. Già in mattinata in calo fino a 900 metri circa, 700 sul Tarvisiano. Sulla costa soffierà scirocco moderato al mattino, bora moderata sostenuta dal pomeriggio, vento da nord-est moderato in pianura. Per la giornata di domani ancora permane in montagna questa allerta neve, fino al mattino precipitazioni sparse in genere deboli o moderate con quota neve sui 900-700 metri circa. In giornata cielo nuvoloso e forse qualche schiarita, anche se nel pomeriggio sarà ancora possibile qualche locale rovescio temporale. Sulla costa di primo mattino soffierà bora moderata però in calo. Questo è il quadro meteo, non particolarmente incoraggiante insomma per le giornate di oggi e domani. Andiamo a vedere ora le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, a cominciare dal Piccolo. Piccolo che apre, così come abbiamo fatto noi anche nella giornata di ieri, con le parole del prefetto Signoriello: migranti quadruplicati. Questo è il titolo principale che campeggia, andremo a vedere gli approfondimenti poi nelle pagine interne. C'è anche la notizia del park sotto le rive alla Marittima, pronto il progetto, tra un mese sarà presentato all'autorità portuale, contenitore per 330 auto, investimento di 30 milioni, la struttura sotto il livello del mare. Per la cronaca riapre il Cantera in Baia Sistiana, ma cambierà nome. E poi lo storico droghiere di Via Ginnastica in pensione a 92 anni, direi meritata assolutamente la pensione. Andiamo a vedere anche le notizie di politica nazionale. Chiusa la partita delle nomine, tutti i manager scelti da Meloni, li troviamo un po' su tutti i giornali oggi. Poi Focus, la presidente di Friulia Seganti entra nel CDA del colosso Eni. E ancora via al tavolo sulla nuova giunta, il 26 la seduta inaugurale, prende corpo il calendario di inizio legislatura, il 26 aprile è formalizzata la convocazione del Consiglio regionale per quanto riguarda naturalmente il dopo voto regionale. Banksy da record, 93.000 presenze, il bilancio davvero lusinghiero della mostra a Trieste. E poi per quanto riguarda lo sport, il bomber Mujesana quota 250 gol. Ancora sempre sulla prima pagina del Piccolo vediamo che si parla come sempre anche della guerra in Ucraina, soldato ucraino decapitato, le proteste delle Nazioni Unite. E poi Balcani, le carte segrete del Pentagono, da Belgrado armi a Kiev. Questa è la prima pagina, poi andremo a leggere le pagine interne. Ora vediamo invece gli altri quotidiani in edicola quest'oggi. Allora cominciamo con il Corriere della Sera. Allora un attimo solo, no, il Corriere ancora non è disponibile, allora andiamo a Repubblica. I leaks agitano l'Europa. Tra i dossier militari USA finiti in rete, la posizione di 38 paesi sulla fornitura di armi a Kiev. C'è anche l'Italia, caccia alla talpa del Pentagono, gli alleati di Washington minacciano conseguenze nella cooperazione di intelligence. Il padre della spia russa fuggita da Milano grazie a Putin e agli amici. C'è appunto tutta questa storia naturalmente su un po' tutti i quotidiani oggi in prima
pagina, lo sgocciolamento, questa è la traduzione diciamo così letterale di leaks, dei documenti segreti rubati all'intelligence USA continua con potenziali effetti devastanti. La Serbia che manda armi all'Ucraina, valutazioni sui contributi di 38 paesi europei, la conferma che le truppe speciali occidentali sono sul terreno. C'è anche il nome dell'Italia nei documenti oggetto di uno dei più gravi leak della storia delle istituzioni americane, e il padre della spia russa fuggita da Milano ringrazia il Cremlino. Ancora vediamo il caso dell'orsa che ha ucciso Andrea, che recidiva, il TAR la lasciò libera. Sento il bisogno di un discorso più ampio, esordisce Paolo Cognetti, sullo stato della fauna selvatica in Italia. Qui oggi trovate questo articolo sulla Repubblica. Andiamo a vedere anche la politica nazionale, compromesso sulle nomine ai vertici Enel scelte da Lega e Forza Italia, poi la rivoluzione può attendere, e Pera e Meloni che finirà il lavoro di Berlusconi, dice appunto lo storico componente appunto proprio di Forza Italia. E poi Le Pen, io sto con Salvini e contro la NATO. La Stampa, nomina il compromesso di Meloni, Cattaneo AD di Enel, Scaroni presidente, la Lega esulta, Palazzo Chigi non può decidere tutto. Accordo sulle partecipate di Stato, Cingolani a Leonardo con Pontecorvo, Descalzi confermato all'ENI. Poi si parla di economia ancora sulla Stampa, mutui, rate senza freni oltre la soglia del 4%, lavoro 40 anni in mare con un salario da fame, l'inchiesta sui marittimi italiani che sono 38.000, decapitati dai boia di Putin, su Telegram i video delle barbarie, la rabbia di Zelensky, il mondo deve reagire, così la Russia diventa come l'ISIS, è il commento di Anna Zafesova. Ancora Libero, vediamo, ci sono diversi titoli, anche qui si parla appunto delle decapitazioni, Mosca passa alle decapitazioni, poi a Taiwan si va verso la guerra, anche qui viene analizzata invece un'altra situazione incandescente, arroganza cinese è il sottotitolo, e poi emergenza immigrazione, il vero razzista è chi vuole lasciare tutto così com'è, è il commento invece di Alessandro Sallusti. Il Giornale, Meloni accontenta tutti, poltrone di Stato, sulle nomine la Premier rinuncia a fare la piglia tutto, soddisfatte Lega e Forza Italia, Cattaneo e Scaroni all'Enel, Descalzi resta all'ENI, Cingolani a Leonardo. E poi l'emergenza sbarchi, i trucchi della ONG, una nave camuffata con altri 800 migranti. Un video sconvolge il mondo, anche qui soldati ucraini decapitati dai russi. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, il bavaglio Cartabia fa sparire delitti e indagini, vietato informare. Questa è la lettura e la scelta invece del Fatto, il rapporto dei cronisti lombardi, non si sa più nulla, le notizie silenziate, 2 assassinati a Napoli, gli indagati Covid, Gessi e Web travolte sulla A24 eccetera eccetera, insomma varie notizie silenziate. Approfondisce il Fatto dalla legge Cartabia. Ancora nomine Salvini e bis filano Enel a Meloni, anche qui una lettura particolare, poi a ben 10 commissari quando Giorgia sull'emergenza urlava al tiranno. Allora andiamo a vedere ora il Piccolo, torniamo appunto sul quotidiano triestino, sul quotidiano locale, vediamo le notizie che riguardano più direttamente diciamo la nostra regione. Allora andiamo a vedere ancora un attimo di pazienza, la cronaca cittadina, perché in prima pagina appunto c'era questo approfondimento, lo vediamo qui, sul parking sotto le rive davanti alla Marittima, tra un mese progetto all'autorità portuale. Il coordinatore dell'iniziativa per Interparking Sergas lo presenterà all'ente competente per l'area, 330 posti auto. Le caratteristiche: uno scavo
scavo di 10 metri, 3 livelli di sosta dove sistemare le vetture, 2 anni e mezzo di lavori. Un investimento da 30 milioni, la preoccupazione di non influire negativamente sul traffico croceristico. I punti chiave dello scavo vediamo qui appunto nelle foto di Andrea Lasorte quest'oggi sul Piccolo. Andiamo a vedere ancora altre notizie riguardanti la nostra città. La mostra su Banksy a quota 93.000 ingressi, è la seconda più visitata di sempre in regione. L'esposizione al Salone degli Incanti ha chiuso con un bilancio record, media di 700 biglietti staccati al giorno, esultano regione e comune. Il governatore Fedriga, scelta che ci ha premiato il sindaco di Piazza Città nel circuito dei grandi eventi. L'assessore Rossi e altri grandi nomi da qui al 2025 all'Ex Pescheria, ok la collaborazione con Promoturismo FVG. Ancora andiamo a vedere altre notizie sempre sulle pagine della cronaca cittadina del Piccolo. Giunta, spunta il nome Pallotta e si apre la partita per Esatto. Diciamo che il nome dell'ex sindaco di Duino Aurisina l'avevamo fatto anche noi proprio in un'occasione di un toto rimpasto della giunta di Piazza. Chi saranno i nuovi assessori comunali? Si chiede appunto, esortisce Giovanni Tomasin sul Piccolo. Restano in sospeso ancora i nodi degli incarichi triestini e romani di Savino e Matteoni, ancora un nodo da sciogliere per il sindaco di Piazza, ma si prosegue appunto con il toto giunta, o perlomeno il toto rimpasto per così dire. Ancora incalza l'interrogazione con l'interrogazione la consigliera Dem Rosanna Pucci: a quando il nuovo ascensore alla scuola Dante? Ne avevamo parlato anche noi, dice Pucci, il disservizio si sta protraendo da troppo tempo, mettendo in serie difficoltà l'attività scolastica del plesso. Ieri ci siamo occupati molto invece della festa della polizia, della celebrazione del 171esimo anniversario proprio della polizia. In quell'occasione il prefetto Signoriello ha parlato della questione migranti. C'è anche qui appunto sul Piccolo quello che riguarda proprio la rotta balcanica. Vediamo in centro sulla strada l'allarme di ICS, accelerare sui trasferimenti, ma ci sono appunto anche le parole del prefetto. Eccole qui: migranti, gli arrivi sono quadruplicati. Il prefetto, ipotesi di hotspot a Trieste, Signoriello nel capoluogo regionale, i numeri più alti, qui l'ubicazione più adatta per una prima breve permanenza. Struttura dell'amministrazione dell'interno da dare in gestione a terzi con personale sanitario e di polizia. Allora andiamo a rivedere il nostro servizio realizzato proprio in occasione dell'intervista al prefetto Signoriello durante la celebrazione della festa della polizia. No, era giusto il servizio, l'intervista al prefetto appunto sulla questione migranti. Ancora un attimo di pazienza, arriva subito. Consideri che nei primi 3 mesi di quest'anno noi abbiamo circa 2600 rintracci, consideri che l'anno precedente, che era l'anno terribile, insomma quello più intenso che si fosse mai vissuto, ne avevamo 600. Quindi è un po' evidente che la situazione si sta ulteriormente complicando. Sono più che quadruplicati i rintracci di migranti a Trieste nei primi 3 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Il prefetto Pietro Signoriello, a margine della festa della polizia, ha commentato così la dichiarazione dello stato d'emergenza da parte del governo proprio sul tema migranti. Ma personalmente e istituzionalmente sì, colgo molto positivamente questa iniziativa del governo e credo che sia un riscontro di una situazione obiettiva che in questo momento esiste nel Paese, e noi peraltro a Trieste, in genere nel Friuli Venezia Giulia, sentiamo molto questo tema. C'è una evidente complessità, i numeri continuano a crescere. Una situazione complessa con numeri in aumento, così come crescono gli sforzi dell'intero sistema. Così il presidente della regione Fedriga. No, per dare risposte rapide a un'oggettiva emergenza che stiamo vedendo in questi mesi con
numeri impressionanti soprattutto dal Nord Africa, ma che ovviamente coinvolgono anche la rotta balcanica. Non è la soluzione al problema, è affrontare l'emergenza. La soluzione al problema deve vedere protagonista l'Unione Europea e deve vedere protagonisti tutti i paesi che coinvolti, per quanto ci riguarda ovviamente, dalla rotta balcanica. Il prefetto ha sottolineato come la ricerca sia continua anche per trovare nuove soluzioni per l'accoglienza, resa difficile dal fatto che il numero di posti occupati sia già molto elevato, pari a circa 1400. La provincia è piccola, ha aggiunto, e ci muoviamo molto per rimanere in equilibrio attraverso logiche di ricollocamento regionale. Occorrono risposte e credo che all'interno della dichiarazione di questo stato d'emergenza potranno esserci ulteriori strumenti per riuscire a intervenire su questa situazione. Queste le parole del prefetto. Allora, ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale, parliamo con il commissario Fulvio De Grassi. Buongiorno, com'è la situazione del traffico in città questa mattina? Buongiorno a tutti. La situazione al momento ovviamente è tranquilla, la notte è passata serenamente, almeno per quanto ci riguarda, solamente interventi di routine. Attenzione, ci sono precipitazioni in atto, anche se non abbondanti. Il manto stradale può essere reso viscido dalla pioggia, che purtroppo è molto, molto rara, e quindi dà più tempo all'asfalto di sporcarsi, quindi quando c'è un po' di umido è più scivoloso, perciò attenzione alla guida in questi periodi. Per il resto non ho niente di particolare, tranne una cosa abbastanza però così, che potrebbe avere delle ripercussioni sulla viabilità cittadina. Verrà chiusa dovrebbe essere già chiusa dalle 7 di questa mattina la Galleria Carso in direzione Trieste, della grande viabilità triestina. È stata istituita un'uscita obbligatoria a Padriciano, quindi è presumibile, se non certo, che tutti i veicoli scenderanno per la ex 202 verso il bivio ad H, perciò lì potrebbero esserci dei rallentamenti, degli intasamenti, monitoreremo la situazione. Ripeto, la Galleria Castro della grande viabilità triestina in direzione Trieste. Per il resto abbiamo dei diritti di sosta in Crispi Rossetti per il teatro Rossetti, appunto, attenzione perché devono girare dei camion, devono scaricare. Va bene. Per il resto, per il momento niente particolare. È tutto, grazie allora al commissario De Grassi, buona giornata e buon lavoro a lei e a tutti i suoi colleghi. Grazie e un saluto a tutti. Arrivederci, grazie. Allora, noi andiamo ancora a leggere i giornali. Il ritorno nella baia delle serate musicali, riapre il Cantera, l'annuncio della società SRS, ma il locale cambierà nome. Il consigliere comunale Mervici si rispetti il piano rumori. L'esponente di lista per il Golfo Verdi, e c'è anche la riserva delle Falesie. Il Carnevale di Muggia, il Re Carnival a Trieste senza sbarco via mare, idea non percorribile ma presenza confermata. Poi ancora andiamo a vedere altre notizie sul piccolo, abbiamo visto anche noi appunto con i nostri servizi. Polizia di Stato nel 2022 saliti arresti e denunce, i dati diffusi in occasione della celebrazione dei 171 anni del corpo tra aprile 22 e marzo 23, oltre 30.000 le chiamate. Il questore Osturi dice grazie agli agenti. In piazza Gazebo con le strumentazioni riprodotta una scena del crimine. Allora rivediamo il nostro servizio. 255 persone arrestate, oltre 13.000 indagate in 12 mesi, in aumento i reati predatori rispetto al 2021. I dati sono stati illustrati dal questore Pietro Ostuni in occasione della sua prima festa della polizia a Trieste. Il questore si è poi soffermato sul consumo elevato di sostanze stupefacenti e sull'uso smodato di alcol, segnalando la necessità di capire le cause per cui i nostri ragazzi, ma non solo loro, ne fanno uso. Bisogna divertirsi, però non bisogna eccedere, perché l'alcol, così come gli stupefacenti, fanno venire meno i freni inibitori. Noi stiamo facendo tantissimo a livello di Movida, grazie al prefetto che abbiamo fatto lo scorso anno dei servizi, quest'anno continueremo a farlo, e devo dire la verità che lo scorso anno
il numero dei servizi che abbiamo fatto è stato tale che abbiamo avuto meno risse rispetto al 2021. Noi crediamo molto nella sicurezza partecipata. Il questore Ostuni ha rilevato anche l'incremento degli organici con l'arrivo lo scorso anno di una trentina di agenti nuovi e motivati. Riferendosi poi alle violenze di genere, Ostuni, rivolgendosi alle donne, ha indicato: non le lasceremo sole. Nel corso della cerimonia sono stati conferiti numerosi premi e riconoscimenti agli agenti che si sono distinti in varie operazioni, tra questi anche il riconoscimento all'ufficio immigrazione. Lavorano tantissimo, cioè veramente si spaccano la schiena, non solo loro ma i colleghi della Polizia di Frontiera, ma anche i ragazzi che sono al corpo di guardia. Per questo ho ritenuto giusto dargli un riconoscimento, perché davvero tutti i giorni fanno dei grandissimi sacrifici, hanno anche la capacità di far capire a queste persone che arrivano che comunque devono rispettare le leggi e i regolamenti, perché non si può essere, altrimenti l'accoglienza e l'integrazione non si può fare assolutamente. Andiamo avanti ancora a leggere i giornali. Un'altra notizia, un caso: il titolare Carlo va in pensione a 92 anni, chiude la storica drogheria di via Ginnastica. Cappellani ha lavorato per 80 anni, di cui 50 nel suo negozio, un riferimento per tanti fra pantofole e prodotti di tutti i tipi. La drogheria appunto di via Ginnastica che ieri mattina abbiamo visitato con il nostro Umberto Bosazzi. Vediamo. Si respira ancora un profumo antico nella drogheria all'angolo fra via Ginnastica e via Timeus. Il locale chiude. Il titolare, Carlo Cappellani, triestinissimo, fra un po' compirà 92 anni, 80 dei quali trascorsi a lavorare. È stanco, la famiglia non ha intenzione di continuare l'attività, la scelta non è stata facile. Molto difficile, molto. Anche perché lui con questo lavoro passava il tempo, parlava con la gente. In questi giorni, saputo dell'imminente chiusura, attirati anche dagli sconti che si praticano, molti entrano nel negozio soprattutto per mandare un saluto a signor Carlo. Un affetto che si è riversato anche su Facebook, quando dalla propria pagina la titolare di un negozio vicino ha voluto omaggiare un'attività che in zona era attiva da metà degli anni 70. Un affetto che in famiglia, tutto sommato, si attendevano. Assolutamente sì, perché mio suocero è un grande uomo, un grande amico di tutti, e questo è il risultato. Tanta gente. Al di là della decisione personale resta un dato che troppo spesso si ripete, ovvero la scomparsa di un negozio che era anche, e per certi aspetti soprattutto, un luogo di incontro. Si parla, si chiacchiera, si babbezza. Allora, ancora avanti, andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Prima appunto non abbiamo fatto in tempo. Allora, anche qui le ripercussioni della guerra in Ucraina, ma anche quella tensione, insomma, che riguarda direttamente la Cina e Taiwan. Allora, Xi pronti a combattere, allarme a Taiwan, il video shock degli ucraini decapitati dai russi. Immagini che mostrano il vero volto di Mosca, secondo il consigliere di Zelensky. Pechino, gli scenari, ma una guerra è possibile, si chiede Federico Rampini sul Corriere della Sera. Le nomine dopo le tensioni, anche qui appunto la questione nomine, Meloni sceglie Cingolani, gli alleati la spuntano su Scaroni e Cattaneo, 2 donne ai vertici di Foggia e Rovere, confermati Descalzi e Delfante, il caso Donnarumma. La partita doppia di Giorgetti tra Lega e Premier, il ministro dell'economia, e poi ancora invece per lo sport il Milan batte il Napoli anche in Champions. I vaccini, la cura contro il cancro, le nostre vite da ripensare, e l'approfondimento di Walter Veltroni per quanto riguarda scienza e società. Andiamo a vedere la crisi in Asia. Taiwan lancia l'allarme, la Cina prepara la guerra, l'ex agente che addestra i civili, dobbiamo farci trovare pronti. Wu, 42 anni, a capo di uno dei gruppi di autodifesa
di Taipei ai corsi Famiglie con i figli e come stare su un set. Così si prepara un eventuale scontro, insomma, Taiwan, il nazionalismo di Xi e i suoi 3 scenari: invasione, blocco totale o un regime fantoccio. USA pessimisti, i generali dubitano di poter vincere. Ancora soldati ucraini decapitati, video che ricordano l'ISIS, Zelensky sono bestie. Il Cremlino, scene orribili ma dobbiamo verificarne l'autenticità. Allora, i punti oscuri dietro i filmati, cosa si vede e chi li ha diffusi, si parlava di questo, naturalmente di tutti i dubbi anche quando venivano diffusi quelli dell'ISIS. Alla memoria tornano appunto questi terribili episodi. Non è l'atto isolato di un fanatico, vogliono intimidirci e piegarci. L'intervista a Mikhailo Podolyak, il consigliere del leader di Kiev. La fuga di notizie negli USA non influenzerà gli eventi. Andiamo ancora avanti, sempre sul Corriere della Sera. I file del Pentagono confermano le forze speciali NATO in Ucraina. I numeri in un dossier del 23 marzo sono poche decine. Mosca, lo sapevamo già. Ancora il Corriere, nomine braccio di ferro, intesa, Meloni, un lavoro di squadra, Cattaneo sarà la D di Enel, con Scaroni alla presidenza, confermato il ruolo di Descalzi. L'abbiamo visto davvero un po' in tutti i quotidiani, questo risico appunto riguardo le nomine. Un giorno di veti e ricomposizioni, poi il gioco di sponda tra Lega e Forza Italia, contiene la Premier, il ruolo di Gianni Letta nella trattativa. Allora, torniamo invece sul piccolo per parlare di Gorizia, Nova Gorizia 2025. Primo test per Go 2025, il sound degli editor sul palco della Casa Rossa, la celebre band britannica in concerto il 2 settembre nell'ambito delle iniziative di avvicinamento alla capitale europea della cultura. Jacked, un'occasione per perfezionare la macchina in vista degli eventi. Ancora vediamo bagni unisex al liceo di Pordenone e carriera alias come all'università. Al Grigoletti partenza con entusiasmo, anche l'istituto Zanussi conferma l'attuazione del percorso. Il 44% di ragazze e ragazzi sente poco considerati nel proprio istituto i temi su orientamento sessuale. Il 34% dice che nella scuola questi argomenti sono quasi un tabù. Il 17% è diviso tra chi è più o meno contrario. All'Ateneo Friulano da tempo è possibile cambiare nominativo e adesso si sta cercando di attivare i servizi bisex. Ancora tragedie sul lavoro senza fine, 2 operai morti nel golf club. A Noverasco di Opera nel milanese cede la piattaforma di potatura su cui erano le vittime. Fatale la caduta da 15 metri, gravissimo un 25enne, Schlein, inaccettabili altre stragi. È successo appunto nella giornata di ieri in Italia. Noi invece ieri abbiamo fatto anche un approfondimento su un episodio di un pestaggio in città di qualche giorno fa ai danni di un giovane triestino. Abbiamo intervistato ieri l'assessore De Blasio, l'assessore alla sicurezza Maurizio De Blasio, per parlare dell'importanza della presenza di telecamere e di agenti di sorveglianza sul territorio. Non so se è possibile rivedere il nostro servizio per quanto riguarda proprio questa intervista all'assessore Maurizio De Blasio sulle telecamere e sulla sicurezza in città. Non lo vedo ancora caricato, allora andiamo ancora avanti. Eccolo qui. Allora risentiamo anche le parole del ragazzo picchiato che sottolineava proprio l'importanza della presenza di telecamere e di videosorveglianza. Vediamo. Vorrei che passasse questo messaggio e che diciamo la città fosse un pochino sicura, perché almeno dalle mie conoscenze qua non ci siano, in una strada trafficata come via dell'Istria, non ci siano un supporto tecnico, diciamo, quanto possono essere varie telecamere indifferentemente dall'ente che vengano, per poter appunto per dare alla fine una prova che sia palese, perché dopo alla fine sì,
se ieri sera siamo io e gli altri due e fondamentalmente di altre persone non sono mai passate. Nicolas Bertagni, il ragazzo vittima di un'aggressione un paio di giorni fa in via dell'Istria in seguito ad una zuffa fra cani, auspica l'installazione di una telecamera nella zona dove è avvenuto il fatto che lo ha visto vittima. Oggi l'assessore comunale alla sicurezza Maurizio De Blasio così risponde alla sua richiesta, tornando su una questione a lungo dibattuta. Il piano è un ragionamento a lungo termine, è quello di coprire per quanto possibile tutto il territorio della città. Purtroppo i tempi sono più lunghi di quello che la cittadinanza si aspetta, ma l'importante è iniziare, anzi in questo caso continuare e appunto fare un ragionamento a lungo termine. L'installazione di una telecamera di sorveglianza, spiega l'assessore, richiede una serie di verifiche e di pareri preventivi che certamente non sveltiscono l'iter, fatto salvo che esso è in atto secondo determinate priorità in zone particolari della città. La priorità si dà evidentemente alle zone che presentano maggiori criticità o aree in cui si sono verificati particolari episodi e fenomeni. Però proprio per quello che dicevo prima occorre ottimizzare i lavori e quindi magari si opera su un'area che magari è meno critica tra virgolette, ma che rientra in una zona in cui sono già stati iniziati dei lavori. Per De Blasio in realtà il vero deterrente applicato da subito per questioni come quella sottolineata qualche settimana fa in via del Timo resta un altro. Ciò che ancora conta e che io ritengo sia ancora lo strumento più importante è quello della vigilanza e della presenza sul territorio e noi stiamo lavorando proprio su questo. Il concorso appena concluso della Polizia Locale rispondeva proprio a questa esigenza. Queste le parole dell'assessore De Blasio. Allora noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco con noi ci saranno i consiglieri comunali Cason e Richetti, a fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, qualche piccola difficoltà con la sigla, ma diamo subito il buongiorno ai nostri ospiti che sono qui con noi in studio, a cominciare da Alessandra Richetti, consigliera del capogruppo del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E Roberto Cason della lista di Piazza. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno a tutti e due. Allora, due consiglieri comunali, perché insomma in questo periodo abbiamo parlato molto di regione e di regionali. No? Abbiamo così smaltito poi tutta la campagna elettorale delle regionali, però chiaramente anche i lavori del Consiglio Comunale sono andati avanti e non si sono fermati, più o meno. Più o meno, insomma, un po' si sono fermati proprio causa campagna elettorale, insomma, è normale. Però insomma adesso riprendiamo a pieno ritmo, però. Riprendete alla grande. Normale, ma insomma. Beh, ma in un momento insomma delicato come quello della campagna elettorale fare propaganda in un consiglio comunale non va bene, no? Non è proprio corretto. Ecco, io lì non sono politica in quel momento, no? Proprio... allora... No, come la questione, insomma, dell'ambiente su cui noi abbiamo avuto qualche piccolo, no? Problemino, questo, ecco, sì, insomma, però... C'è sta nell'ambiente, quello che mi viene da dire, prima di tutto da cittadina, più che da consigliera, mi viene da dire, come fai a dire che a ogni elezione i lavori si interrompono? Ma non si sono interrotti i lavori, no? Non si sono interrotti, siamo andati avanti con gli atti obbligatori, però diciamo che... Ma si sarebbero potuto presentare poi mozioni, non le avete presentate né voi né noi, insomma. Sarebbe stato possibile intanto andare avanti con i lavori. Ma non è quella la sede corretta, secondo me, istituzionale per fare propaganda politica in quel momento. Allora, se tu interpreti i lavori consigliari sempre come propaganda politica, non siamo in linea. Però purtroppo succede così. Avviene così, purtroppo. Secondo me lì dovrebbe essere... La propaganda poi la fa sempre, sai, durante tutto l'anno. Appunto, ecco, per me quello è il momento del Consiglio, è quello in cui dovresti difendere le istanze della popolazione. Si tirano fuori delle cose anche è difficile dire quanto si strumentalizza e quanto poi invece c'è un confronto dialettico. Fanno sempre la perdonami Cason, lasciami
perché su questo sai che siamo effettivamente come avevamo detto subito. Noi quando siamo entrati abbiamo detto andiamo a ridere, abbiamo svegliato con la collega Alessandra. No, ma perché è bello, cioè avere delle idee diverse è bello. Io quello che invece non ammetto è che ci sia dalla forza numerica creato quest'idea che non si possa andare a un dialogo proprio di confronto che porta... Che non sia... questo sì, purché non sia strumentale, però durante la campagna elettorale si strumentalizza. Lo togliete sempre, no, però quando ci sono le campagne il rischio è alto, che sia da una parte o dall'altra. Allora noi abbiamo lasciato l'ultimo mese. Però non è stato corretto, perché a quel punto incomincia a dire l'assessore può fare la sua presentazione, le altre forze politiche... Ma era stato fatto un mese prima però, ma anche noi avevamo chiesto un mese prima della presentazione a Cannes è stato corretto da parte dell'assessore alle finanze presentare insomma quello che andavano a presentare a Cannes, cioè al Consiglio Comunale mi sembrava corretto, e nulla di politico anche. Comunque poi era un progetto che era stato portato alla visione di tutti, insomma pubblico. Allora, è stato corretto, ti darei ragione. Prima ti darei ragione, se non che in primi di dicembre io avevo esplicitamente fatto delle richieste puntuali e precise proprio all'assessore, che aveva detto, io tante volte proprio apprezzo il modo di interagire dell'assessore del bilancio, assolutamente apprezzo, mi piace, è così. Molto capace. Però le parole hanno un peso. In dicembre mi era stato detto e promesso che le domande a cui che avevo fatto, che avevo portato in consiglio, mi sarebbe stato dato risposta durante il consiglio di presentazione di Portovivo. Non è stato nemmeno una domanda, e quando ho ribadito e ricordato durante quel consiglio, signori, avete fatto una presentazione ma vi siete dimenticati di dare risposta a delle domande ben precise. Certo, ma era un'illustrazione quella. No, lui aveva detto anche che perché allora ritrattiamo, cioè prima mi dite non ti preoccupare, ti rispondiamo al consiglio che faremo, arriva il consiglio, collega, mi sembra che fino adesso tutte le risposte siano state date da parte degli assessori. C'è qualche interrogazione ancora, qualche interrogazione, puoi dare la risposta, ma insomma tutte le risposte anche in sede di bilancio, 2 ne abbiamo fatti l'altro anno, sono state fornite tutte, io ero presente, insomma. Non è corretto, questo non è corretto. Su Portovivo mi è stato detto faccia le domande direttamente a Ursus. Perché alcune cose sono di competenza del consorzio. Ma c'è dentro il comune, ragazzi, bastava che da dicembre ad adesso le stesse domande non mi si dicesse in dicembre racconteremo il consiglio. Sentiamo che cosa ci chiedono i nostri telespettatori. C'è una telefonata, pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei. Io vorrei fare 2 domande, se possibile. 2 domande, prego. Sì, sulla piazza adesso che hanno, insomma, sì, su quella piazza che non sapevano cosa fare. Non si potrebbe portare... Piazza Libertà? Sì, c'è lo spazio Largo Santos, sì. Dove c'era la Tripkovic, diciamo, ecco. Sì. Okay. Allora, portare la principessa Sisi, perché lì è proprio nascosta, è piena di insomma, sporcizia, tutte quelle cose. Sarebbe bellissimo metterla in piazza, pulirla bene e metterla in Largo Santos? Portare Sisi in Largo Santos, sì, questo che suggerisce la signora. Sì. Sarebbe bellissimo, perché sono tutte le statue belle in vista per tutta la città. Quella è proprio nascosta. È un po' nascosta, dice lei. Vabbè, ci sono gli alberi, però comunque si trova in una piazza fronte stazione. Sì, ma sono gli alberi, sono i colombi, sono i colombi ci sono dappertutto in città. Anche se la sposta credo che ci sono dappertutto, non si risolve il problema. E poi un'altra cosa, in ospedale maggiore, quella
sì, l'orologio, se si potrebbe rimetterlo a posto. Perché era tanti anni che funzionava, adesso non funziona più. All'ingresso dell'ospedale maggiore? Nell'ospedale, sì, quando si entra nell'ingresso dove c'è la chiesa. Chiaro, perché chiaro. era bellissimo vederlo. Ecco, è una cosa insomma triestina, diciamo, nostra. Andrebbe ripristinato. Certo. Ecco, grazie signora delle domande, buona giornata. Allora, due così richieste proprio specifiche sulla vita della città, insomma. Allora, per quanto riguarda il futuro di Largo Santos, vediamo un attimo la progettazione, vediamo un attimo le idee, vediamo anche di condividerle assieme, quindi è allo studio, ecco, tutto questo. E quindi faremo attenzione, appunto, ma sono sicuro che l'amministrazione è molto attenta alla parte estetica e dico sempre che l'ingresso alla città di Trieste, stazione centrale intendo, è molto importante, no? Per il turismo, perché è un biglietto da visita, no? Diciamo sempre, no? L'ingresso della città, insomma, è una cosa sicuramente da studiare e da condividere. Per quanto riguarda la seconda domanda, invece, l'orologio non è competenza del Comune, è competenza in questo momento dell'ospedale, quindi della SUGI, ritengo, e quindi si potrà fare eventualmente una segnalazione su questo, perché altrimenti i cittadini difficilmente potrebbero mettersi in contatto con l'ente ospedaliero, ecco. Quindi vediamo se tramite Comune possiamo fare qualcosa, però verificherò, perché passo ogni tanto di là e verifico appunto se no, l'orologio sarà sicuramente fermo, ma se è possibile perché non fare una segnalazione, ecco. Richetti, anche qui io sono sempre un po' perplessa, nel senso tutti sanno che io ero particolarmente affezionata non tanto alla questione estetica della Tripkovic, ma alla sua funzione, perché a Trieste abbiamo necessità di sale per le corali, per la musica, non ne abbiamo mai abbastanza, a dispetto che si facciano gesti di conosco un Samo, non ne abbiamo, purtroppo ne avevamo. Per vari motivi sono andate a perdersi, fra cui la Tripkovic è stato deciso di essere abbattuta. Quello che poi uno rimane perplesso è sul modo di agire, no? Nel senso che ormai abbiamo la strumentazione per poter vedere cosa succede se noi abbattiamo un edificio e già immediatamente possiamo capire come andare a utilizzare lo spazio che si crea. Quindi ha ragione la signora a dire, ma qui c'è uno spazio aperto, cosa si sta facendo? Il mio collega mi dice, ne penseremo, secondo me sarebbe stato opportuno pensarci prima, nel senso che nel momento che io devo decidere se posso trasformare quell'edificio in qualcosa d'altro, magari o comunque modificarlo in un contesto, perché sappiamo benissimo che basta poco, come dice la signora, metto gli alberi, si vede o non si vede la statua, metto gli alberi, si vede o non si vede, o indifferente, si crea un luogo di incontro. Quel luogo è particolarmente critico, hai ragione, condivido, sono assolutamente d'accordo con te, perché arrivano tutti i mezzi di trasporto, le ferrovie. Perché io ero favorevole a conservare quello spazio? Perché arrivavano tutti i mezzi di trasporto, quindi sarebbe stato ottimale per qualsiasi evento che si poteva fare anche richiamando persone senza creare, anche dal resto della regione, senza creare impatto sulla città. È stato deciso, benissimo, nuovo capitolo, però si devono avere già le idee chiare su come realizzare, cosa realizzare, su come utilizzare quegli spazi. Ma un'idea ce l'abbiamo per quanto riguarda quello spazio, che è quello del verde. Il verde, innanzitutto, no? Noi abbiamo già discusso, c'è un progetto, effettivamente è chiaro che deve essere approvato, deve essere portato avanti, però è chiaro che innanzitutto io sono contento che sia stata abbattuta la sala Tripkovic per due motivi. Uno, i costi di manutenzione, i costi di strutturazione sarebbero stati veramente enormi.
per il comune non ci sarebbe stata nemmeno copertura. 2, l'abbiamo battuta, abbiamo così visto, vediamo gli ingressi, i portali del Porto Vecchio, storici, imponenti, sono importanti questi anche come ingresso alla città, quindi abbiamo e su questo tolto, siamo d'accordo. Ecco, abbiamo tolto, come dire, un pugno nell'occhio, no? Come dire, perché quando si arriva in città e si vede questa cosa che ostacola, no? la visuale di questi comunque ingressi monumentali, diciamo che non è proprio corretto a livello né urbanistico, né architettonico, né artistico. Era un'opera del Nordio, ma questo certo, è un altro discorso, ma non ha importanza. Però moderna, del Nordio può fare di quello, no, infatti, ma insomma indifferentemente. Però quello che volevo dire è anche che appunto si sta pensando al verde, la città di Trieste, nella città, proprio nel centro vero e proprio, ha poco verde, quindi noi dovremmo lavorare veramente per renderla più verde. Su questo siamo d'accordo. Io sono per il green, a me piace tantissimo il verde. Siamo d'accordo. Ecco. E si sta studiando appunto di renderla verde, poi all'interno io ritengo che sia opportuno, corretto, doveroso, insomma, metterci qualcosa, no? Un monumento ci sta, come in ogni piazza. E potrebbe essere anche Sissi, chi lo sa? O sta bene dove sta? Non lo so, ma potrebbe stare anche lì. L'unica cosa che, l'ho già detto anche durante un'altra trasmissione, di fronte ad esempio alla stazione di Milano, c'è un bellissimo parco recintato che viene chiuso ad una certa ora, molto curato, bello, con il bar, addirittura un chiosco così, si potrebbe pensare anche ad una cosa del genere, ad una soluzione, perché effettivamente io passo per Piazza Libertà e come diceva la persona, la signora, purtroppo c'è questo fenomeno, no, di persone che stazionano, tra virgolette, su questa piazza. A me non piace questo perché non è un bel biglietto da visita per la città, per i turisti che entrano e vedono tutta questa gente. Perdonami, no? Ecco, anche qui. Abbiamo dei flussi migratori incredibili. Oggi Prefetto sul Piccolo ha dichiarato che sono addirittura quadruplicati e purtroppo noi lo vediamo sulle nostre piazze questo, e non va bene. Allora, adesso qui mi inserisco non voglio adesso passare sui clandestini, sui migranti, ci mancherebbe. Perché non sarebbe conveniente comunque per voi in questo momento. Ma non è una competenza comunale però nemmeno. Se permetti, perdonami, c'è il Ministero dell'Interno, c'è la Prefettura, ci sono le forze dell'ordine che stanno lavorando su questo. Concedimi, ho lasciato parlare te e adesso mi inserisco. E adesso mi inserisco. Allora, è vero fino a un certo punto. A parte il fatto che c'è sempre un potere di iniziativa che io continuo a sollecitare che questa amministrazione si avvalga di questo potere, cosa che spesso si dice non è mio. Io ritengo, non è così. Non c'è competenza? Però c'è un ruolo. Competenza è una cosa, ruolo c'è un'altra. Il comune ha ruolo. Ha ruolo, assolutamente. Ha ruolo, se non altro di interfacciarsi, di spingere. E sicuramente se non avesse avuto questo ruolo di far qualcosa, questo comune non avrebbe ricevuto 144.000 euro per gestire i migranti, ok? Se non avesse avuto ruolo non avrebbe ricevuto 144.000 euro che sono state dati a questo comune e che il comune ha detto a me non servono, ok? Tu questo lo sai? Bene, benissimo. E io ritengo che per esempio quei soldi potevano essere utilizzati per creare una situazione più decorosa, perché si parla tanto di decoro, ma non si parla di gente che in quel momento arriva, staziona in quella situazione, che ha delle piaghe, delle ulcerazioni, perché io sono arrivata lì, delle malattie, e che non vengono prese in gestione nemmeno da questo comune che ha comunque una responsabilità
perché il sindaco è responsabile della salute di tutti. Quindi avere quei 144.000 e dire a me non servono, a me non servono. Non è vero che non vengono assistiti a livello sanitario i clandestini migranti, non è vero questo. No, infatti ci sono delle associazioni che sono lì e che curano, li curano e che li lasciano lì perché altri posti non sono stati predisposti. Ma tanto se noi li portiamo da un'altra parte, uniformemente ritornano sempre lì, questo è il problema. Cioè bisogna rendere le piazze come hanno fatto Milano o altre città sicure. Ecco. Non è questione di sicurezza, evitare le persone che stazionano in quei posti, non va bene questo, non va bene, bisogna creargli una zona. Sappiamo benissimo che ci sarebbe stato. Ma se sono quadruplicati i flussi, cosa possiamo allora, fare? Che sia un'emergenza adesso mi fa sorridere, perché da quanti anni flussi, insomma, direi che siamo in emergenza migratoria. Ma da quanti anni abbiamo il problema della rotta balcanica? Da quanti anni? Diciamocelo. Solo che è una costante, prima si diceva e non c'è il governo, adesso avete tutta la filiera, tutta la filiera, benissimo, adesso avete modo di dimostrare come gestireste voi la situazione, perché adesso non ci sono più scuse. Facciamo non ci sono più scuse. I nostri telespettatori, perché c'è la signora Daniela che ci scrive e dice mi chiamo Daniela e sostiene insomma Alessandra Richetti per quanto riguarda la questione del consiglio comunale di cui si parlava prima, relativo a Portovivo, e poi dice però la prego di non essere ingenua, ogni volta che viene fatto un abbattimento c'è un appalto di centinaia di migliaia di euro per ciascuno di essi, non solo la Tripkovic ma anche la terapeutica eccetera. Ho capito, ci sono gli appalti come per ogni cosa, cioè d'altra parte se bisogna abbattere bisogna appaltare. Ecco, quindi per rifare o fare qualcosa di nuovo. Certo, insomma. sì. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Sì, io tutte queste cose sono interessanti e spero che prima o poi si risolveranno, non so come, perché penso che soluzioni non ci sono, perché nella storia le migrazioni dei popoli ci sono sempre stati e saranno, penso, non penso di sicuro, insomma, come ci dimostrano le storie. E poi quello che volevo dire, io so che il comune c'entra poco con la sanità e queste cose, però sinceramente spererei che risolverete, non so, chi adesso di nuovo al potere gestirà meglio praticamente la sanità, che sinceramente anche questi ragazzi saranno finalmente gratificati, perché sinceramente si stanno ammalando, cioè stanno crollando, perché non fanno altro che lavorare, ragazzi. Anche 12 ore al giorno, così non si può andare avanti, perché la mancanza è forte. Adesso non tiriamo fuori le cose, quello ha fatto questo, quello ha fatto questo, a me non me ne frega proprio niente, diciamo la verità. Quello che è corretto da uno che comanda in quel momento dice questo bisogna farlo e lo si fa, perché quello che è stato fatto ormai è stato fatto e non mi interessa né il colore né niente, perché queste sono cose, ma dire in politica, indifferente chi, sono stati fatti degli errori, adesso rimediamo, io penso sia un fatto di dignità umana e anche di rispetto verso gli altri e anche di intelligenza. Dunque cercate di farlo. Grazie, buona giornata. Grazie, questo è l'appello della nostra telespettatrice che telefona spesso, insomma, proprio per farci sapere qual è la situazione in cui lavorano tanti operatori della sanità, infermieri, dottori, OS, insomma tutto il personale. Drammatico. E soprattutto ricadrà assolutamente su poi l'utenza, perché è chiaro che se il personale medico e non sono sottoposti a turni incredibili, quello che succede è quello che sta di fatto succedendo, cioè il personale abbandona il pubblico per andare verso il privato e questo chiaramente favorirà una privatizzazione, perché ci troveremo messi con le spalle al muro, quindi assolutamente chi ha modo deve assolutamente agire.
errori sono stati fatti e non solamente dall'ultima amministrazione, ma sicuramente anche dalla regionale, ma anche sicuramente da quella precedente, perché non sono stati fatti degli investimenti anche per sostenere, anche per spingere, per esempio, prevedendo che i medici sarebbero mancati, per esempio, quindi spingere verso l'istruzione di un numero maggiore di personale che non avrebbe creato anche questa criticità. Quindi... brevemente volevo dire soltanto che il nostro governatore Massimiliano Fedriga ha già dichiarato più volte che questo dipende anche da una normativa nazionale che ha ristretto di fatto il numero degli operatori rispetto alla popolazione residente. Su questo bisogna impegnarsi tutti a metterci mani, ma dipende proprio da una questione nazionale. Dopodiché è chiaro che, essendo lui anche presidente della conferenza delle regioni, sicuramente ha una carica molto importante, potrà, ha detto, magari intercedere, fare qualcosa, lavorare su questi aspetti naturalmente, ma sono di competenza statale e quindi bisognerà a livello statale pensare un attimo a rivedere le proporzioni dei sanitari rispetto ai residenti. Rispetto alla popolazione, insomma, quindi al fabbisogno. Poi dobbiamo dire che la regione comunque ha competenza proprio per quanto concerne la sanità, e quindi poi le scelte che sono state fatte e anche gli effetti che noi abbiamo avuto da questi 5 anni, in questi 5 anni sono importanti, perché gli effetti che abbiamo avuto sull'utenza. Abbiamo delle analisi che aspettano, che hanno appuntamenti non solo più a 6 mesi, ma anche a dopo un anno, per cui è drammatica la situazione. Allora, sentiamo subito la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, mi sentite bene? Sì, la sentiamo, buongiorno, forte e chiaro. Buongiorno, sono Daniela. So che loro non sono praticamente le persone adatte per fare una domanda, ma volevo solo un'opinione, se è possibile. Sì. Allora, io ogni tanto leggo i quotidiani, naturalmente tra questi leggo anche La Verità. E faccio una piccola premessa, voglio essere veloce. So che solitamente quando un medicinale fa male viene tolto dal commercio, parlo anche di medicinali in genere, nel senso che se si hanno effetti avversi viene tolto dal commercio. E stamattina leggo via libera alla commissione che indagherà anche sui vaccini, e poi mi chiedo, e questa è la domanda praticamente, ho l'opinione che possono darmi i suoi ospiti, che come si dice, il ministro Schillaci parla di una nuova dose per pazienti fragili e anziani, e si parla sempre, perché io non capivo di cosa parlasse, di vaccino Covid. Chiedo, ma visto che il Covid adesso sembra sia stato messo un po' da parte, non ci siano tanti casi, no? E visto che c'è questa, diciamo, commissione d'inchiesta sui vaccini, con che logica, secondo me, si può di nuovo riproporre un vaccino che adesso, diciamo, è sotto inchiesta? Volevo solo un'opinione, so che loro non sono le persone giuste per fare questa domanda, ma chiedo a loro se... Una loro opinione personale. Allora, sentiremo magari dopo una brevissima pausa pubblicitaria. Grazie intanto Daniela, buona giornata. Ci fermiamo. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora, la signora Daniela prima chiedeva un'opinione sulla questione vaccini, non so se rapidamente, posto che lo ha detto la stessa signora, non è che le persone oggi in studio sono le più adatte a dare un parere magari scientifico o comunque... Scientifico no, possiamo basarci sui dati di fatto. Un parere personale su quella che è la vostra posizione, volete rispondere alla signora? Diciamo che allora, per quanto riguarda il Covid, proprio adesso ne parlavamo, è ancora presente, anche se in forma ridotta, diciamo, declassato a influenza o comunque contagiosa sicuramente, però esiste. Bisogna sicuramente tutelare le persone fragili, le persone anziane in questo momento,
però bisogna anche pensare ad altre soluzioni, secondo me, cioè di prevenzione più che altro, no? Prevenire piuttosto che curare, dico sempre, no? E se mettiamo il vaccino, se lo consideriamo una forma di prevenzione, va bene, però è chiaro che ci deve essere proprio un problema, una criticità, una emergenza in atto come lo era un anno fa, 2 anni fa. Ecco, secondo me non siamo, almeno da quello che leggo, che sento, non siamo in uno stato emergenziale, tant'è che non usiamo nemmeno più le mascherine, insomma, anche se c'è ancora qualche tutto sommato caso, no? abbiamo, Infatti. sì, qualche caso di Covid c'è, ma ci sono anche altre influenze È in questo vero, momento forse più importanti del Covid attualmente, dal quale bisognerebbe un po' proteggersi. E forse magari quelle protezioni che usavamo per il Covid andrebbero applicate anche ma per quelle evitare possono la andare diffusione. sempre bene, perché Quelle le mascherine le usano ancora negli lavaggio ambienti delle mani, sanitari, eccetera, se non eccetera, erro, sì. diciamo che vanno lavarsi le mani, assolutamente Sì. qualcosa abbiamo Ci imparato sta. da questa esperienza, no? Però effettivamente bisogna fare più prevenzione, cioè dovremmo aver imparato qualcosa. Non possiamo buttare via tutto quello che abbiamo passato in 2 anni. Secondo me sarebbe veramente deludente e sprecato. Richetti. Allora, a livello di indagini, noi a livello europeo, anche grazie alla nostra europarlamentare Pignedoli, abbiamo sollecitato per un'indagine proprio sulla gestione dei vaccini, sugli appalti e così via. Cosa che secondo me è dovuta, perché il controllo sulla qualità, cosa è stato fatto, le procedure va fatto. Vorrei chiarire che mi sembra, perché non ho approfondito, come ha detto la signora, non è il mio campo, ma mi sembra di aver capito che non si tratterà l'indagine quella avviata ora, un'indagine prettamente sulla questione vaccino, ma che sarà sulla come è stato gestito l'emergenza sanitaria. Emergenza che ricordo che ci ha trovato chiaramente impreparati perché era una cosa nuova. Sono perplessa perché non vengano in qualche maniera messe sotto controllo anche l'agire di quello che è stato l'operato delle regioni, che sappiamo bene che si sono presi delle responsabilità nel gestire la situazione. Sappiamo bene, per esempio, o meglio, forse non si sa tanto, che la prima ondata ha visto la regione della Lombardia in grave affanno nel gestire quella che è stata l'emergenza. Nella seconda ondata, il secondo anno, c'è stato il Friuli Venezia Giulia, che ha avuto i dati peggiori in assoluto rispetto a quelli italiani. E un'indagine va avviata anche per le regioni e questo secondo me è fondamentale. Fondamentale per rassicurare le persone che le cose vengono fatte anche correttamente. Poi mi sembrava di cogliere in quello che ha detto la signora una certa preoccupazione nei confronti del vaccino in sé e nel riproporlo, perché c'è ancora molta inquietudine rispetto al vaccino. Ovviamente noi non possiamo dare risposta, questa la deve dare i sanitari, però secondo me come politici dobbiamo, e questo secondo me è stato l'errore precedente, dobbiamo farci carico della paura delle persone, delle preoccupazioni. Non possiamo dire no, non mi interessa niente, tu non capisci niente, e quindi perché se abbiamo dato dei segnali anche nella gestione dell'emergenza che secondo me hanno creato questa divisione tra quelli che volevano il vaccino assolutamente si è andati al muro contro muro. Insomma, questo è stato un grande errore, secondo me, un grossissimo errore. Allora, sentiamo che cosa ci chiedono ancora i telespettatori. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Veramente. Buongiorno alla signora Luisa, vero? Sì. Buongiorno. Risulta sempre una persona forte,
ho passato tutto, del tutto nella vita, però questi vaccini veramente li ho fatti tutti e 3. Ma basta vaccini, per favore. Siamo anziani, siamo tutti veramente in ansia con tutto quel che è successo nel 2020, 21, 22, e il fuoco, e terremoti, e guerre, basta, non ne facciamo più. Però dobbiamo dire che vaccinano salvato tante vite. 15 giorni fa mi è venuto un dolore sulla gamba sinistra, zoppicavo. E andando dalla mia dottoressa bisognava aspettare tanti giorni perché la mia dottoressa ha tanta di quella gente povera. Allora cosa ho fatto? Sono andata a Catinara, che abito vicino, e il dottore mi guarda e mi fa, no, go tanta, non li mostro ma li go. Allora mi fa, cosa è successo? Allora è caduta? Sì, è vero, confermo, la signora Luisa non li dimostra assolutamente. E mi fa, dovete andare della sua ma mi scusi, io lo capisco che siete veramente tutti stressati, io vi capisco, siete i nostri angeli, io vi capisco, però non ce la faccio più. Allora mi ha dato dal fisiatra di prendere un appuntamento. L'appuntamento devo aspettare 2 mesi. 2 mesi. Allora cosa ho fatto? Ho detto vado a prendere un privato, un fisiatra. Vado, gli dico quanto devo pagare? 150 euro per una visita, una pensionata. Va bene. Disperata, ho detto va bene, quando mangerò una settimana mi farò pasta con l'olio. Dopo sono da un'altra parte, via Mascani, privato, 120. Io ero contenta, 30 euro di meno, io ero proprio felice. Allora ho fatto l'appuntamento, in 3 giorni mi fa la visita, in 3 giorni. E poi vergogna, mi ho perso il papà per la libertà, morto da Dachau, per la libertà, nella resistenza, mi dà la medaglia d'onore come eroe, e dopo mi tocca pagare la visita di un fisiatra, e mette le tasse, muccio le tasse sulla mia pensione. Signora, questo tocca davvero un tasto dolente, signora Luisa. Della reversibilità del mio marito che è morto a 56 anni, 41 anni di lavoro in cartiera, povero, da lavorare, e poi mi è morto di cancro, con 2 figliotti, e adesso mi tocca pagare tutto. Vergogna! Grazie. È arrabbiata la signora Luisa e tocca un tasto che insomma, fa disperare tante persone, no? Quello delle liste d'attesa, della sanità che lascia in attesa tanto tempo le persone che poi devono rivolgersi a quella privata. Sì, ma costa 10 volte tanto, no? Naturalmente, infatti, quella privata. Sì, hai l'appuntamento dopo qualche giorno sicuramente, però bisognerebbe un attimo far leva, cioè lavorare su questi tempi di attesa che sono ancora troppo lunghi, poi dipende anche chiaramente dalle priorità, dipende dalla patologia, dipende da tanti fattori, però effettivamente da quello che sentiamo le liste d'attesa sono lunghe per ogni cosa ormai, quindi bisogna lavorare su questo. Che era quello che dicevo prima, bisogna abbreviare un pochino e attenuare i tempi. Bisogna lavorare, sì. Allora, c'è tutta la buona intenzione. Ecco. Buongiorno, ci scrive Alessandro, si parla di emigrazione, di migliorie della città, ma non sento mai parlare da nessuno sulle problematiche della disabilità dei bambini. A Trieste ci sono problemi con le ore di sostegno scolastico che il Comune sa di avere, ma probabilmente non è una priorità. Dice Alessandro, vergognoso, problemi per quanto riguarda le ore di sostegno scolastico dei bambini che hanno delle disabilità, evidentemente forse ci sono pochi operatori, pochi educatori insomma, preposti a questo. Io dico sempre che innanzitutto per quanto riguarda la competenza comunale sul sociale, io dico siamo, come lo dice il nostro sindaco, ai primi posti, quindi c'è un'attenzione, una sensibilità importante nei confronti di ogni fascia fragile, di ogni persona, che sia anziana, disabile, qualsiasi persona che chiede un appoggio, un sostegno al Comune di Trieste tramite il Dipartimento dei Servizi Sociali lo trova.
e questo è fuori discussione, insomma lo sappiamo bene. Vediamo un attimo di cosa si tratta e cercheremo di capire meglio per quanto riguarda il sostegno di questi ragazzi, ecco, assolutamente, ma il Comune, ripeto, è molto attento su queste tematiche, l'attenzione è massima sempre. La disabilità non è solo una parte del sociale, ci sono delle scelte importanti che vanno fatte e che coinvolgono altri uffici, altri assessorati. Per esempio c'è tutto l'aspetto della fruibilità dei servizi, c'è tutto l'aspetto, come dice il Signore, di servizi per rendere la scuola realmente fruibile per tutti in ugual maniera. Fruibile era scelto volutamente, perché accessibile vuol dire che io riesco a accedere, fruibile vuol dire che io riesco a utilizzare il servizio appieno come lo posso fare. Io sono rimasta veramente esterrefatta proprio grazie, mi permette l'intervento del telespettatore di condividere con voi una perplessità che ho avuto, perché subito dopo le elezioni ho visto sul piccolo la segnalazione di una persona che ha anche un ruolo importante a livello di tribunale, che ha denunciato di fatto la sua impossibilità a votare perché il suo seggio non era raggiungibile, cosa che mi sembra, perdonami, incredibile oggi per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche. Allora, incredibile sicuramente perché nel 2000 si è lavorato tantissimo a livello comunale. Tu sai benissimo che a bilancio ci sono tantissimi soldi, sono sempre stati stanziati ad una scelta politica sul superamento delle barriere architettoniche. Come no? Lo vediamo bilancio questo. Allora, lascia stare il bilancio. Bilancio significa scelta politica, scelta politica di superamento delle barriere architettoniche, e dal bilancio si passa ai fatti. Allora, lasciami adesso da presidente di circoscrizione avevo cercato volutamente di capire perché erano state fatte delle scelte o delle non scelte in merito alla fruibilità rispetto ai percorsi indispensabili per le persone, ok? C'è una legge nazionale, c'è una legge regionale che tutela, c'erano persino dei fondi che, diciamocelo, il comune regionali, che il comune non ha utilizzato per realizzare il PEBA, ok? Il PEBA si è dotato di il PEBA è un documento che dovrebbe dare le indicazioni su quelle che sono le criticità in città per percorsi che sono essenziali. Sì, però tu stai parlando di superamento delle barriere architettoniche quando il telespettatore si stava No, però adesso non mi cambiare discorso. No, l'hai cambiato tu il discorso. Scusa. Tu hai detto che ci sono stati messi stanziamenti, ti ho lasciato parlare. Allora parliamo di fruibilità di servizi. Ti ho lasciato parlare, adesso mi lasci parlare. Sul mancato superamento delle barriere architettoniche non sono d'accordo. Per piacere, mi hai detto che ci sono dei fondi, io ti sto dicendo c'erano dei fondi che non sono stati utilizzati e abbiamo nel 2023 gente che non riesce a votare, è assolutamente in linea con quello che ha detto il signore, che ha esplicitamente detto che è scandaloso della scuola. Accessibilità, sì, accedere al potere il diritto del voto, come hai detto tu prima, di un'altra cosa, la fruibilità di un servizio. Fruibilità del servizio, allora, certo, ma se non riesci nemmeno a accederlo, non dirmi che la persona... Ti sei spostato un attimo su un altro... No, stavo rispondendo a quello che hai detto tu, che ci sono i fondi che il Comune ha stanziato. Il Comune ha stanziato, delle barriere architettoniche, lo confermo. Perché allora non le avete fatte dappertutto? Ma si sta facendo come non è stato fatto? Non è stata fatta assolutamente, no, non è stato fatto per esempio quello che il PEBA richiedeva, cioè fare un censimento di tutte le criticità che impediscono, vedi il signore che voleva votare,
impediscono alla persona che ha delle limitazioni per vari motivi di utilizzare e di essere cittadino appieno, che sia nella scuola, che sia per le votazioni. Scusate, quello non l'avete fatto, mi dispiace dirlo, e c'erano dei fondi che abbiamo ancora lì, possiamo ancora chiederli. Ci sono dei casi circostanziati su cui bisogna lavorare, perché se si parla di superamento delle barriere architettoniche, il miglioramento, cara collega, è continuo. Miglioramento allora, continuo. Buongiorno Sveglia Trieste, ci scrive Nevio, proprio più o meno su questo tema. In realtà la questione che solleva è sempre quella dell'ascensore di Casa Bartoli, no? Abbiamo già chiarito più volte, insomma, la situazione. Aveva risposto comunque l'assessore, no? Anche su questo. Sì, esatto, chiede all'esponente della Giunta di Piazza cosa si aspetta a ripristinare l'ascensore, alla ex presidente della stessa circoscrizione se si è mai interessata di questo ascensore che è rotto, pare appunto da 25 anni. Insomma, mi sembra che l'assessore competente Carlo Grilli abbia già dato una risposta. Andrà sostituito, no? Se si vuole, insomma, ripristinare, perché non si trovano più i pezzi di ricambio proprio. È un problema appunto di... Cioè, è una struttura molto particolare e obsoleta, non li fanno proprio più, quindi bisognerà rifare proprio tutto l'impianto, no? Anche lì bisogna mettersi lì e trovare anche delle soluzioni, nel senso che il problema c'è. Mi ero assolutamente non solo informata, ma avevo sollecitato l'assessore Grilli, avevo sollecitato anche per l'area, il residence dell'edificio che è lì sopra, in cui il comune aveva investito un sacco di soldi, che poi era rimasto lì in maniera ignobile, non utilizzato. E l'assessore peraltro ha accolto, e devo dire che in questo sono contento, perlomeno la ristrutturazione del residence Città Giardino. Io spero che vedremo i risultati, perché sappiamo bene che avere fatto una richiesta al bando PNRR non vuol dire poi avere lo stanziamento, quindi io auspico che le cose siano state fatte per bene e che perché abbiamo bisogno di strutture, e quella è una struttura bellissima secondo me, in una location bellissima. Sto parlando del terzo edificio che è lì nell'area di Casa Bartoli, Casa Serena, certo. No? Però mi viene da dire, a me a suo tempo era stato detto che stavano cercando di capire per quale motivo, cioè sono anni che quella struttura è ferma. Se si vuole si trovano delle soluzioni. È vero che non ci sono i pezzi di ricambio, quindi uno dice vabbè, non la posso riparare, si può fare qualcosa d'altro, si può trovare una soluzione che permetta anche di superare temporaneamente quel problema. Cioè, se si vuole, ci si concentra sulla questione e si trovano delle soluzioni, insomma. Allora, una telefonata, sentiamola. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Buccarella, Nivea. Buongiorno a lei, buongiorno. E alla signora Richetti. Buongiorno. Allora, io volevo parlare di... Si parla sempre del porto nuovo o vecchio o antico, vivo, come volete, sulla galleria, Porto Vivo. Però i cittadini si accontentano delle piccole cose. Noi abbiamo un grosso problema, il problema dell'infrazione nelle case. L'altro giorno ho visto il vostro servizio su via del Timo, via della Mandria, e qui in via Baiardi era successa la stessa cosa circa forse 6-7 mesi fa, mi sembra, non so, anche più, forse un anno. L'assessore ha detto che serve la vigilanza e più presenza sul territorio, piuttosto che le camere, diciamo le videocamere. Allora, però a lungo termine quanto? Perché io ne ho 76, signora Buccarella, e lo dico anche ai suoi ospiti. Allora, questo lungo termine per me diventa molto corto, perché non so ancora quanto io potrò vivere e avanti. Non voglio vivere come Matusalemme, no?
Sono da anni che si attendono le armi e il servizio notturno per la polizia locale. No, ma adesso sono stati assunti e siamo sempre lì. I cittadini di Via del Timo hanno detto che ultimamente passano più veicoli per controlli. Sì, anche qui da me in Via dei Baiardi passavano più veicoli sul momento, adesso i furti si sono allentati, anzi direi proprio, ma non si sa perché non è che il paese è piccolo e la gente mormora, se non si parla tra di noi non si sa che cosa succede. Non si illudano i cittadini di Via del Timo che passeranno avanti. Passata la festa, gabbato lo santo, passeranno un po' e poi si ritornerà in qualche altro posto. Il fatto che è successo a Rupin Piccolo di quello sparo del signore che è stato depredato e assalito, hanno detto che lì è più importante perché c'è tanto verde ed altro. In Via del Timo penso ci sia anche tanto verde, in Via della Mandria anche, qui da noi siamo in mezzo a due boschi. E il problema è sempre quello. Sempre lo stesso, insomma, quello della sicurezza alla fine. Non passa più nessuno, quindi Capito. è un disastro. Nivea. Ripeto, non so se succedono ancora altri punti e altre cose, però noi vogliamo essere protetti. I cittadini, io personalmente, vorrei andare a teatro, vorrei andare a fare una passeggiata alla sera, vorrei andare, visto che viene l'estate, a prendere un gelato alla sera. Però non si fida perché ha paura di lasciare la casa incustodita, no, la signora Nivea. Capito, grazie Nivea, buona giornata. Nivea insomma è attenta su questo problema di cui ha parlato ieri sera, anche nella giornata di ieri anche il questore, no? Certo, sì. Perché ha detto che come bilancio insomma, di un anno di attività ha notato un aumento dei reati predatori, ma anche delle denunce, degli arresti anche per furti in casa, effrazioni, eccetera. Allora quindi diciamo sull'argomento, sul punto che le leve sono tre, gli strumenti di azione sono tre. In primis ci sono le forze dell'ordine presenti in città che sono appunto i carabinieri, polizia e anche polizia locale. Come diceva la signora, chiaramente finché non si dota di arma la polizia locale, chiaramente c'è una questione di turni, notturni, eccetera, di sicurezza anche per loro naturalmente, ma sono le leggi nazionali che lo prevedono questo. Poi per quanto riguarda, oltre alla presenza di queste forze dell'ordine, che chiaramente non possono essere sempre presenti dove avviene un problema, questo è chiaro, devono essere utilizzate, a mio parere, ma insomma alla luce del sole questo, due strumenti, le intelligenze artificiali, appunto mediante le telecamere intelligenti, no? Che il Comune si sta dotando, quindi devono essere sicuramente installate. Abbiamo sentito anche per quanto riguarda rapine sul Carso, eccetera, quindi sicuramente si potenzierà la rete di telecamere intelligenti. E tre, la sicurezza personale interna. Ci sono stati, adesso non so se sono ancora aperti i bandi, dei contributi per l'acquisto di allarmi, di porte blindate, di intelligenze, se vogliamo, con naturalmente anche controllo tramite wifi, eccetera, della sicurezza casalinga. Quindi ci sono questi strumenti e che bisognerebbe fare forse più cultura, più divulgazione su questo, perché magari alcune persone anziane non conoscono queste possibilità, quindi bisognerebbe pubblicizzare di più magari questi aspetti, magari facendo anche degli incontri formativi e informativi, no? Con le persone, con i cittadini, proprio per far capire la portata di questi strumenti, cioè perché se uno si dota in una casa propria di un sistema d'allarme, no, di una porta blindata, è chiaro che un po' lo usiamo come deterrente, ma lo usiamo anche proprio come diciamo protezione vera e propria, ma non solo quando non si è a casa, perché la signora diceva non posso andare a teatro tranquilla perché magari mi arriva qualcuno a casa, anche quando qualcuno vi abita, no? Naturalmente. Certo, quindi secondo me bisognerebbe potenziare di più anche i contributi, le trazioni fiscali, eccetera, per l'acquisto di dispositivi di sicurezza interna. Ecco, bisognerebbe incentivare di più questo. I malviventi sono sempre più aggressivi, no? Non si fanno scrupoli. Purtroppo non è una questione malviventi, no, c'è un problema di anche povertà
e di gente che purtroppo non sa più cosa fare, sbandati, che veramente purtroppo sono sulla strada, che non è corretto sicuramente, ma purtroppo non ci capiscono più nulla e poi vanno a fare queste cose. Tutto per tutto, no? Ecco, anche questo, e anche qua bisogna fare prevenzione, no? In qualche modo aiutare queste persone, perché ci sono stati tanti casi in cui queste persone sono state aiutate magari fornendo loro degli aiuti, dei lavori socialmente utili, indifferente, bisogna far leva su delle alternative. Sì, insomma, ma queste sono politiche attive, no? Proprio alternative, ma sicuramente bisogna fare tanta educazione, ma su tutti i fronti, No, assolutamente, sono assolutamente in linea con te. Per cui... È la prima volta. No, ma se c'è, invece però... è tuttavia... tuttavia no, assolutamente. No, è corretto anche dire, è anche corretto dire cosa sto facendo a riguardo. Allora, per quanto concerne le telecamere, ho chiesto già a dicembre di avere la visione di quante telecamere sono messe, videocamere di sorveglianza sono messe del comune, e qua in giro per la città, perché volevo sincerarmi rispetto a delle segnalazioni che mi erano state fatte, quali e quante erano funzionanti. Mi è stato detto da più persone, cosa che ritengo abbastanza inquietante, che tante non sono funzionanti, quindi non stanno facendo il loro lavoro. No, tante. Allora, perdonami, se tu hai lasciami parlare, per piacere ti ho lasciato parlare. Allora, se tu hai dei dati mi fa piacere, perché io li ho chiesti esplicitamente alla polizia locale, abbiamo concordato e si sono resi d'accordo, sono concordi e sono disponibili. Adesso in aprile andrò a fare prendere visione direttamente con il servizio proprio di sorveglianza della polizia locale, in modo da sincerarmi quello che è la situazione e capire. Certo che da dicembre i dati non arrivano proprio in linea con quelli che sono il canone se chiedo i dati almeno entro 30 giorni devono essere dati, ma comunque mi rendo conto che siano difficili e sono contentissima che avrò la possibilità di informarmi e quindi anche di dare le risposte alle persone che mi hanno chiesto. Ci sono dei fondi regionali, nell'ultimo bilancio erano stati inseriti. Anche qui, prima del bilancio, una delle domande per cui l'assessore si era stracciato le vesti era: avevo chiesto prima del bilancio informazioni rispetto a quei fondi che erano all'interno nella variazione del bilancio stessa. Perché quello che io rilevo è che tante volte ci sono i servizi, cioè ci sono i fondi lo diciamo alla signora, ci sono dei soldi che le persone possono, l'utente, la signora, può chiedere di fare delle installazioni di sicurezza, come dicevi tu, per rinforzare le cancellate, per rinforzare i portoni d'ingresso, i sistemi di videosorveglianza. Ci sono i fondi, signori. Peccato che spesso e volentieri non viene data adeguata pubblicità, ok? Questa è una criticità. È una criticità che io voglio segnalare. Volevo farlo in occasione della variazione, volevo farlo in occasione della variazione. No, lì proprio secondo me in questo il comune pecca, non c'è il sito del comune dovrebbe avere le informazioni aggiornate. Mi dispiace, non mi c'è. dispiace. Ma io vedo il sito del comune sempre molto aggiornato, è anche vero che ci sono tantissime informazioni. Servizio di relazioni pubbliche, gli uffici hanno cambiato orario,
completamente cambiato l'orario e l'orario continua a essere sbagliato sul sito del comune, creando grande disagio per la popolazione che non ha la possibilità di, quando arriva lì, di trovare l'ufficio aperto. Purtroppo ci sono delle responsabilità in cui i dati che vengono dati o non dati sono importanti. Se ci sono dei fondi, il Comune ha un grande ruolo, importantissimo, di pubblicizzare, di dare gli strumenti. Ci sono sul sito internet. Se non sapevi tu, io adesso non lo sapevo io, però ci sono comunque i bandi, non mi è stata data risposta nemmeno su questo. Ma vedi una persona anziana andare su internet, sul sito del Comune a vedere ogni giorno le novità? No, preferiscono leggere piccole piuttosto o vedere Tele4. No, certo, c'è l'ufficio relazioni con il pubblico che però ha l'orario sbagliato sul sito del Comune. In questo momento noi stiamo fornendo, però scusami Alessandra, un'informazione ai cittadini, no? Mi pare. È quello che sto dicendo io, ci sono dei fondi, io ho chiesto esplicitamente agli uffici di sapere se il bando è ancora aperto, perché io non lo so, se quanti hanno fatto domanda, perché se hanno fatto domande in pochi, i fondi sono ancora lì, forse varrebbe la pena di sollecitare, però anche quello è stata considerata una domanda che non dovevo fare. Però c'è anche la detrazione del 50% statale sui sistemi d'allarme di sicurezza. No, va detto, ci sono più leve, che non solo i bandi, ma anche non date risposta né ai cittadini né all'opposizione. Ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità, fra pochissimo. Sì, è vero. Rieccoci in diretta, allora però sono contenta, mi ha detto che sono iperattiva. È iperattiva. Cioè è un complimento per l'opposizione. Politicamente iperattiva. Insomma è un complimento, detto a una dell'opposizione è un complimento, dai, vuol dire che sto lavorando anche fuori onda. Questo dibattito sempre, devo dire, civile tra due persone, oltre che due consiglieri comunali che ci tengono al proprio lavoro e si impegnano entrambi da entrambe le parti. Insomma, entrambi i ruoli che si trovano a ricoprire. Allora, abbiamo la telefonata, la sentiamo subito? No, non c'è, deve essere caduta la linea. Approfitto per leggere anche velocemente alcune mail. Ci scrive Monica dicendo: la tecnologia mRNA usata per il vaccino Covid era studiata da tempo, adesso la stanno usando per applicarla alla cura del cancro, delle malattie cardiache e autoimmuni, e si prevedono risultati nel 2030. I Novax rifiuteranno pure queste cure, staremo a vedere, però sicuramente la ricerca scientifica va avanti e questo sicuramente è una cosa buona, no? Come dicevo prima, scusa, i vaccini hanno salvato tantissime vite negli anni, insomma io ricordo quando ero piccolo, insomma, che mi hanno fatto le vaccinazioni, abbiamo tutti quanti i segni, e quindi ci hanno veramente salvati questi vaccini. Sì, però io mi ricordo quando sono nata come mamma, perché io avevo 2 bimbi, adesso ho due nipoti, ma questo è un altro discorso. Sono andata con una certa inquietudine dalla mia allora favolosa dottoressa Spaccini, perché bisognava dirla, favolosa Spaccini, dottoressa Spaccini, pediatra, veramente fantastica, e avevo detto i vaccini, quelli tradizionali, però ci sono una serie di vaccini che sono, è possibile, sono volontari, erano facoltativi da poter essere somministrati. Sono tanti, per un bambino così piccolo, perché devo mettere, cioè ci sono dei rischi, come mi comporto? Perché avevo una piena fiducia in lei, che è sempre stata una persona che fra l'altro ha fatto volontariato, che ricordo sempre con tanto amore, perché era in prima linea, una grande persona, figlia dell'ex sindaco, una grande persona che ha lavorato in Africa, quindi sapeva anche il ruolo dei vaccini, l'importanza per quanto ha combattuto per avere i vaccini per l'Africa, però le ho detto, insomma, qui ci sono malattie che si prendono ed è finito. Io mi sono fatta il morbillo, perché devo fare una vaccinazione del morbillo a mio figlio? No? E lei mi ha dato questa risposta che secondo me non è stata
sarebbe stata una risposta molto importante anche in situazioni di emergenza come abbiamo avuto ultimamente. Ha dato una risposta secondo me eccezionale. Vedi, è una questione di statistica. I vaccini danno problemi. Sicuramente i vaccini danno problemi, nel senso che ci sono effetti collaterali anche importanti, ma statisticamente, se adesso sparo dei numeri, se il vaccino mi dà il 2% di possibilità, che sono numeri non reali, ma insomma che qualcuno mi stia male, dalla malattia ho il 20% di possibilità che un bambino muoia o mi stia male. E quindi tu devi scegliere sulla base della probabilità che ti succeda prendendo il vaccino o la malattia. La malattia ha molte più probabilità che il bambino o muoia o stia male. Questo è il messaggio da passare. Sì, però, certo, i vaccini, come diceva la signora, ma questi vaccini hanno effetti collaterali. Ma però un genitore non può negarlo, mettersi adesso a verificare i dati statistici, farsi i calcoli delle probabilità, però insomma, sapere che un minimo va essere fatto, onesti, non possiamo essere ignoranti su questo argomento così importante. Infatti, bisogna documentarsi sempre e chiedere sempre agli esperti. Non tutti hanno, non hai la possibilità di documentarti sempre, e quindi avere la fiducia nelle figure è importante, e sentirti dire guarda, devi dare queste risposte. Statisticamente moriranno molti di più prendendo il Covid rispetto che adesso la situazione probabilmente è completamente cambiata, ok? Però devi mantenere la fiducia con la gente. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. È la signora Mariella. Mariella, buongiorno. Sì, buongiorno cara signora Laura. Senta, per cortesia, ieri sono andata a fare l'esenzione del ticket. Sì. Sono andata all'ospedale Maggiore, ho riempito il modulo, ho aspettato il mio turno, hanno aperto gli sportelli alle ore 14, ero tra le prime. Ho fatto una fatica a riempire il modulo perché su un tavolino non avevo sedie, non avevo niente. Quando mi sono recata allo sportello, ho consegnato il modulo e mi ha detto: signora, non occorre che lei riempia il modulo perché è già tutto in automatico. Vabbè, allora però guardi, ho fatto una firma e poi sono a posto per un anno intero. Ma senta, io ho 84 anni, sono dovuta venire in centro, c'erano persone anziane che aspettavano, ma perché questo foglio non ce lo mandano a casa come hanno mandato anche la tessera sanitaria? Chiaro, dice questo inutile passaggio burocratico per fare la firma, ha capito? E questo adesso serve solamente per un anno. Chiaro, è già in automatico la sua non è la prima a lamentarsi di questo inghippo burocratico che secondo tanti andrebbe eliminato, no? Perché è chiaro che una persona che ha l'esenzione per questi motivi ce l'avrà. Sono dovuta andare appositamente giù per una firma e riempire il modulo. Questo è un problema che riguarda molti. Ha ragione signora Mariella, grazie della telefonata. Ma tante persone che brontolavano non è la prima, si deve parlare e chiarire queste cose. Vero, non è la prima che sentiamo. Grazie signora Mariella. E buon lavoro a tutti. Buona giornata, grazie. Sì, bisognerebbe evitare tutto questo, io lo vedo come soluzione semplicemente una sorta di assistenza domiciliare, qualcuno dovrebbe andare a domicilio a far firmare e non attendere che una persona di 86 anni, ho sentito 90 anni, 80, 90, insomma a quell'età là vada in ospedale a firmare, non le danno nemmeno, ho sentito una sedia per sedersi, cioè mi sembra anche surreale. Difficoltà. Ecco, no? però
Io da quel che ne so, certo ci sono delle vista. associazioni, qualcuno che fa questo tipo di assistenza, però se allo sportello un funzionario deve verificare la persona, la firma, eccetera, non puoi farci niente. Questo è il paese della burocrazia, lo sappiamo perfettamente, e ci sono delle leggi, delle norme su questo. E vanno seguite, però sì, magari agevolare sì, il percorso in qualche modo per bisognerebbe queste studiare delle soluzioni, no? Chiaramente, per evitare che una persona di quell'età là si rechi nelle strutture per una semplice firma. Spesso i nostri telespettatori è proprio l'eliminazione, no, di questo passaggio. Sì, non solo questo, ci sono tanti Il controllo, problemi. secondo me, finisce che devi farlo, perché sappiamo, purtroppo in Italia si vive tante volte, non tutti ovviamente, ma tanti purtroppo, troppo ancora tanti, si vive di espedienti. Vanno trovate assolutamente soluzioni. Non sempre sono facili in questo ti do ragione. Va identificata la persona, come fai? Infatti, ci sono delle strumentazioni che permetterebbero di verificare la persona, assolutamente, però poi si ritorna allo stesso problema, infatti, lasciami finire, ma sono sulle tue. Lo so, però non riesco a parlare, lo so che sei caliente, che vuoi dire le cose, però non mi lasci fare un discorso. Mi trovi d'accordo. Ma lo so che mi trovi, anch'io, però sono persone anziane. È quello che volevo dire, però se mi lasci dirlo, mi dai la soddisfazione di poter dire una cosa anch'io. Tutta la soddisfazione che vuoi. No, condivido, nel senso che volevo dire proprio questo, condivido il discorso che hai fatto prima peraltro, no? Cioè che era quello di si possono trovare delle soluzioni, però sono soluzioni che spesso sono non alla portata dell'anziano, perché sono soluzioni tecnologiche, no? E che presuppongono di nuovo l'assistenza di una persona, cioè ci sono delle cose che devono essere fatte facili, ecco, condivido. La parola chiave è assistenza. L'assistenza, sì. È questo proprio. Avremo tanti modi di poter utilizzare le persone che già abbiamo per fare questa assistenza. Sono stufa che si senta dire che ci sono associazioni, perché, perdonami, questi sono servizi che dovrebbe fare l'ente pubblico, cioè continuare a far fare la maggior parte dei servizi all'associazione, al volontariato. Io lo trovo un fallimento dell'ente pubblico, lo trovo proprio un fallimento dell'ente pubblico. Questa è una grande mia... La mia opinione è diversa però su questo. Va bene. Il terzo settore esiste, deve essere valorizzato. Valorizzato assolutamente sì, assolutamente sì, e per fortuna dove lo che Stato c'è. non ci arriva il privato. Per fortuna Col che c'è. volontariato, assolutamente. Ma questi enti appunto del terzo settore che è stato appena regolamentato. Sì, ma fa fatica, ma quello fa volevo fatica, dire. Fa sempre fatica, ma però fa ci sono anche i fondi, questi fondi vengono stanziati tra il 5 per 1000, eccetera, chiaramente dallo Stato direttamente o dalle regioni a queste associazioni. Allora, ma io parlo di cultura, di assistenza sociale, sì, sport, tutti i campi chiaramente. Allora, secondo me, da questo punto di vista hai ragione e quindi sono d'accordo con te, nel senso che abbiamo una ricchezza nel terzo settore che è straordinaria, ma io non voglio che questa diventi scusa di delega, ok? Ma il sistema non è una delega, è un sistema dove lo Stato non può arrivarci, ci arriva il terzo settore. No, perché quello che io vedo il terzo settore, io vedo, se adesso penso alle associazioni che abbiamo sul territorio che si stanno occupando per esempio di disabilità, sono costrette a pagare male, con turni anche aggressivi, il loro personale, i loro operatori che sono personale qualificato, estremamente qualificato, sono costretti a pagarli poco perché comunque l'ente che permetta loro, grazie ai bandi, non consente una adeguata remunerazione. E quindi, perdonami, il sistema così a me non piace, perché crea altri sfruttamenti e crea un servizio che comunque non è sufficientemente adeguato,
ok? Guarda, l'argomento è molto vasto. Assolutamente. Mancano 10 minuti alla fine della trasmissione, in un'altra occasione. Almeno un'ora, se vogliamo però del terzo dimmi settore, che c'è un problema. Siamo concordi che c'è un problema che ormai è consolidato nel nostro ordinamento, il terzo settore. Non so se negli altri stati esiste questo, ma nel nostro esiste. Siamo d'accordo che c'è un problema rispetto agli operatori che ci sono, ma che ci sono sfruttati, ci sono sempre problemi, bisogna trovare gli strumenti, è stato appena approvato un codice del terzo settore che affrontiamoli perché avremo sempre meno operatori. Tu non sai cosa è stato combinato nel terzo settore in tutta Italia, naturalmente, non a Trieste. Ecco, io a Trieste rilevo che abbiamo persone che vengono pagate 600-900 euro al mese per fare dei lavori giorno e notte qualificati, perché sono persone che sono laureate, che hanno a che fare con la cura della persona, ma pensa che ci sono anche che devono essere sostenute. Che lo fanno gratuitamente. Ma ho fatto il volontario, tu lo sai bene, perché ho fatto volontario sia a livello di lotta per l'abbandono scolastico, sia animazione territoriale. Ho fatto volontariato per anni lavorando giorno e notte. Il volontariato è una cosa, non prendiamo questa scusa per dire paghiamo poco gli operatori del sociale perché ci sono i volontari, perché questo è il rischio. Volevo arrivare proprio lì, non è giusto, ci ritroveremo nella stessa situazione che abbiamo con gli operatori sanitari nel dire li stiamo pagando poco e la gente va via, sono sfruttati troppo e la gente va via. Ne va della cura della persona. Poi sono d'accordo con te, facciamo tutto un discorso anche in comune su questo, lavoriamoci, è importante. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è Lina con noi? Io? Sì. Buongiorno. Io? Sì. Sono contento di aver preso una linea. Claudio. Convinto. Buongiorno. Ministra signora Paola. Buongiorno Claudio. Stavo per leggere la sua mail, mi ha anticipato. Buona giornata alla gentile conduttrice immensa mamma Laura. Addirittura. Saluto i consiglieri Richetti e Cason, sono Claudio Visentini. Buongiorno, sì, abbiamo riconosciuta dalla voce. Buongiorno. Grazie, addirittura. Sì. Chiedo agli ospiti un loro parere su un problema di questi giorni, sulla carne sintetica e il mangiare i grilli sulla pizza, come fanno in una pizzeria a Trieste. Io personalmente non mangerò mai queste schifezze. E poi volevo brevemente, diciamo che mi interessava il vostro parere, e poi volevo brevemente dedicare una mia poesia alla gentile Nostra Signora della Televisione. Posso? Una poesia. Che bello! Brevissimo però Claudio, non abbiamo purtroppo tanto tempo, abbiamo pochi minuti. Faccio presto. Laura Buccarella, mamma mia, elegante conduttrice, che ai nostri occhi brilla sempre di luce. Con la sua classe e il tono di voce ti regala momenti di grande emozione. L'universo delle notizie da lei raccontato con passione. Sempre attenta alle nuove scoperte, ci fa scoprire il mondo con la sua mente. Il suo sorriso è contagioso e il suo sapere ci stimola sempre di più. Addirittura Claudio, lei è troppo gentile. Ci stimola a pensare e ci difende dai dubbi che ci assilano. Laura Boccarella stia sempre al nostro fianco e con la sua gentilezza ci completa. Ci fa sentire sicuri e protetti. Siamo fieri di avere una conduttrice così, come lei, che sprigiona energia e passione in ogni istante. Claudio, noi siamo fortunati ad avere lei come telespettatore, questo bisogna dirlo. Che si sente una poesia in diretta nei confronti della conduttrice. Siamo fortunati davvero, grazie Claudio, all'applauso dello studio qui, grazie davvero, un abbraccio a lei, anche a sua moglie naturalmente. È un augurio di salute, però davvero, insomma, è un augurio per la salute, peraltro. Di salute al nostro Claudio, che però insomma è sempre energetico, sono veramente
ed energico, davvero. Chiedeva fra l'altro, davvero la poesia è bellissima, chiedeva anche un parere insomma su un tema d'attualità. Il signor Claudio è molto attento, no? L'abbiamo letto, i grilli sulla pizza, sì, ma anche le carni sintetiche, i grilli, insomma, sì. eccetera. Addirittura, allora, partiamo dall'ultimo argomento, quello dei grilli. Allora, non grilli ma insetti, sì, in generale. Sì. Diciamo che la produzione in questo momento sta aumentando tantissimo di, come si può dire, non di coltivazione, ma di proprio allevamento di insetti. Sta proprio aumentando in modo esponenziale perché c'è tanta richiesta alimentare e non costa poco. Non costa poco, in alcuni casi viene addirittura equiparato il costo al tartufo, diciamo, no? Per quanto riguarda gli insetti. Sono considerati da alcuni prelibatezze, sono proteine, fonti di proteine molto importanti sicuramente, però forse noi dovremmo abituarci ancora a questi aspetti, insomma mangiare insetti, non so, a me dico fa un po' impressione, però magari alcuni sono buongustai. Chi lo sa, magari ecco, potrebbe... se già penso alle lumache ad esempio, che non sono proprio insetti, no, è una cosa un po', però diciamo che però i buongustai, c'è tutta una cucina, insomma, sì, no? ci sono delle cucine. Però ecco, questo è uno, diciamo, che sta aumentando in modo esponenziale la produzione appunto degli allevamenti di insetti, c'è motivo, vuol dire che c'è tanta richiesta, sicuramente. Per quanto riguarda le carni sintetiche, l'ho detto in modo tranciante, proprio sono contrario. Contrario, sì, questo è un'altra questione, sì. Insomma. Tutto quello che è sintetico, chimico, di sintesi, qualsiasi cosa, no, io sono per le cose naturali, anzi bisognerebbe forse cambiare completamente direzione, non è che dobbiamo andare sulla Luna, no, mi pare, e mangiare cibi sintetici. Esatto, abbiamo ancora, possiamo godere di campi, agricoltura, di terreni, in base anche esatto, al territorio, no? Chiaramente il mondo ci offre tutto quello che vogliamo, naturalmente parlando, e quindi dovremmo forse proseguire e proteggere questo grande patrimonio che è la natura. Allora, io ritengo che questi argomenti sono importantissimi perché di insetti li abbiamo già mangiati, anche nella nostra cultura italiana abbiamo cibi che prevedono di mangiare insetti. Il formaggio saldo è il formaggio cosiddetto il formaggio con i vermi, sì. In cui c'è anche questo terribile gioco di andare a rincorrere i vermi per mangiare i vermi stessi. Quindi, quindi di fatto nella nostra cultura il mangiare delle cose che sono adesso, a parte insetti, non insetti, lumache, non lumache. Però io vorrei che riflettessimo sull'argomento. Perché si sta andando a parlare di mangiare alghe, mangiare carne sintetica, mangiare insetti? Perché è su questo che dobbiamo concentrarci, al di là sono assolutamente d'accordo, io sono per l'alimentazione a chilometro zero, che però sono di fatto un'alimentazione per una nicchia di persone, perché diciamocelo, costa. Dovrebbe costare meno però se chilometro zero, no? Prego, dovrebbe costare meno perché i governi dovrebbero in qualche maniera e le amministrazioni dovrebbero andare a sostenere l'utilizzo del chilometro zero, perché questi argomenti stanno introducendo l'argomento fondamentale. Noi stiamo aumentando sempre più di numero e quindi avremo a breve un problema di alimentazione mondiale e la migrazione è legata anche a questo aspetto, nel senso che la gente scappa da dove non ha cibo per arrivare qui da noi in cui ci sono delle situazioni completamente diverse. E va a toccare il fatto dell'alimentazione, del fatto che, che la sostenibilità, i grandi allevamenti intensivi, le grandi colture intensive producono grande CO2 e quindi ci si sta orientando verso questo. Quindi io ritengo che va affrontato la questione da questo punto di vista, sostenere
l'alimentazione sana, certo. Possibilmente a chilometro zero, perché è quella che produce meno CO2, anche rispetto ai cibi vegani. Mi dispiace, so che dirò un qualcosa che i vegani mi odieranno, ma tanti dei cibi vegani sono cibi che arrivano via aereo e che quindi hanno un grandissimo impatto a livello ambientale. Qualche volta al pari della produzione della carne. E poi sulla chiarezza alimentare, perché i grilli possono portare, o altri alimenti, insetti piuttosto che altre cose, certo, possono portare ad allergie. Quindi assolutamente noi siamo sempre stati molto attenti sulla che non ci siano frodi alimentari, quindi assolutamente dobbiamo puntare, la gente deve sapere, ecco, deve sapere. E torniamo sul discorso della cultura, dell'educazione informazione a tutti i livelli, dello spirito critico, certo. Però dobbiamo anche dirci certe cose, cioè io mi ricordo quando, questa è una chicca di fine trasmissione, mi ricordo con tanto orgoglio avevo presentato dei miei amici è il piatto delle schile triestine, ok? Beh, insomma, è il massimo. È il massimo. Certo. Schile triestine, per chi non conoscono, sono dei piccoli, diciamo, granchietti, non granchietti, vabbè, insomma, crostacei, che sono piccolissimi. Chi è arrivato alla mia... non avrei mai pensato, ma chi è arrivato al mio... è sbiancato perché ha visto quello che sembrava un grillo. Un insetto, insomma. No? Sembrava un grillo, perché se noi pensiamo alle nostre schile, sembrano degli insetti. Non sono insetti, sono crostacei, ma sembrano insetti. Gli insetti sono già mangiati in tante popolazioni, perché si mangia il serpente, si mangia il topo, si mangia... No, non sono insetti, insomma. Anche no, intendo dire si mangia di tutto, anche gli insetti. I grilli si stanno già mangiando da altre parti del pianeta, perché... Però, bisogna fare più cultura però su questo, e per quanto riguarda la domanda sulle carni sintetiche, io ritorno al discorso, le lasciamo chi va sulla Luna, quelle noi siamo sulla Terra e mangeremo solo cose naturali. Io ritorno al discorso chilometro zero, ma pensiamo all'ambiente, pensiamo alla sostenibilità. Su chilometro zero dobbiamo lavorare tutti quanti. Allora, un altro punto di contatto fra di voi su cui potete magari instaurare un dialogo proficuo. Certo. Grazie a entrambi, torneremo a invitarvi, tornerete qui a Sveglia Trieste, spero presto. Grazie, buon lavoro, buon proseguimento. Arrivederci a tutti. E noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno al consigliere comunale della Lega Stefano Bernobic, grazie di essere qui, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Laura, grazie per l'invito. Allora, prima abbiamo avuto un bel dibattito, insomma, qui in studio tra due consiglieri, tra appunto Richetti e Cason. Con lei, prima di parlare poi della ripresa del Consiglio Comunale dopo le regionali, ne abbiamo parlato un po' anche con gli ospiti precedenti. Volevo commentare il risultato, no, di queste regionali, in particolare poi dal punto di vista della Lega, che ha avuto un ottimo risultato, forse anche al di sopra delle aspettative della vigilia. È così, Bernobic? Ma possiamo dire sicuramente che è stato un ottimo risultato, a partire dal governatore Massimiliano Fedriga, certo, con un'elezione veramente importante, ma anche per il gruppo che io rappresento come capogruppo in Consiglio Comunale è stato un gran bel risultato, forse inaspettato, ma questo ci fa capire che anche ogni elezione va un po' da sé, no? Quindi le elezioni nazionali sono una cosa, le elezioni regionali sono tutta un'altra. Anche la lista del Presidente ha fatto molto bene e questo connubio ha permesso proprio di realizzare un successo per il centrodestra, insomma, che continuerà a governare altri 5 anni la regione nostra. Quindi un buon risultato, insomma, c'è stata una riconferma, ma ci saranno anche dei volti nuovi, quindi insomma un consiglio in parte riconfermato, in parte novità. Poi adesso c'è attesa anche per la formazione della nuova giunta, no? Sì, beh, adesso è il momento quello del
degli incontri, della realizzazione della giunta che governerà la nostra regione. Ci sono stati nuovi arrivi in Consiglio regionale, però tante riconferme, questo anche a voler dire che tanti hanno lavorato bene e quindi sicuramente è stato corretto così, insomma, che abbiamo anche degli esempi a livello regionale come Mazzolini, Zilli, noi a 5.000 preferenze insomma, nei collegi, quindi sono persone che hanno lavorato bene e questo sono delle persone proprio per la Lega che hanno fatto in modo che risultasse primo partito in regione. Ecco, la formazione poi della giunta regionale alla quale sta lavorando il Presidente Fedriga, ma anche tutti i partiti della coalizione di centrodestra, cambierà anche in qualche modo, no, gli equilibri anche all'interno poi della giunta comunale. Si parla già di un possibile rimpasto, intanto per sostituire due, no, degli assessori che sicuramente andranno in Consiglio regionale, che sono gli assessori Grilli e Lo Bianco. Beh, sicuramente sì, per cui Michele Lo Bianco e Carlo Grilli ci salutano, ci lasciano, hanno fatto un bel lavoro, adesso verranno sostituiti da altri consiglieri che risultano, come dire, pronti ad intervenire. Su qualcuno abbiamo già delle notizie abbastanza certe, su qualcun altro abbiamo sentito, ma c'è ancora un po' di suspense, dai, così. Però noi guardiamo dal di fuori, ma sono sicuro, insomma, che ci sarà questa continuità, è importante per soprattutto l'area del sociale, che è un'area fondamentale per il Comune di Trieste, che ricordiamo è quella che riceve anche i contributi, i fondi maggiori, perché sicuramente il Comune di Trieste vuole, e questo è a livello nazionale il Comune che stanzia più parte di bilancio per il sociale. Allora, sentiamo subito la telefonata, poi leggiamo anche qualche mail che è arrivata al nostro indirizzo. Pronto, buongiorno, chi linea con noi? Sì, buongiorno Sergio. Buongiorno Sergio, buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, volevo fare una segnalazione. Io l'altra settimana sono stato in Porto Vecchio e all'altezza del bagno ferroviario, dove c'è un posteggio, ho trovato un cartello con scritto proprietà privata. Ecco, vorrei sapere come mai il parcheggio, che prima era libero, adesso è diventato privato. Un'altra cosa volevo ancora dire, sì? Sulla scalinata che porta alla chiesa di San Silvestro, a destra, quando si arriva proprio sul piano della chiesa, a destra c'è un passine, dove c'è un albero che è centenario, che io avevo già parlato con l'ingegner Poceco 30 anni fa e fatto pulire dall'edere, è stato ripreso dalle edere e nessuno fa niente. Capito. La questione è coperto completamente, è proprio di fronte al palazzo, come lo chiamiamo noi, di vetro del comune, sulla parte di via del Teatro Romano. Sul retro, insomma, sì. Praticamente sopra il parcheggio. Sopra il parcheggio. Sarebbe opportuno che qualcuno andasse a pulire e rimettere in luce quel disgraziato di albero, e non solo quello, ma tanti che ci sono per strada di Opicina, da tutte le parti di Trieste, e nessuno assolutamente non fa niente. Qui si parla di verde, di verde, di verde, ma tutto tace, finisce e nessuno se ne frega. Capito. Ecco, grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata, grazie. Allora, il signor Sergio pone due problemi sulla questione della proprietà privata in Porto Vecchio. Mi sembra sia della parte portuale, insomma. Adesso magari vedrò un attimino se dare una risposta prossimamente, su questo non ho una risposta immediata, ma ho visto anch'io, infatti, quando ci sono gli eventi, comunque quel parcheggio viene lasciato chiaramente per il parcheggio, come è stato per Olio Capitale ad esempio, però mi sembra che sia un'area destinata o in concessione, intendiamo dire, no, privata in quel senso, quindi vediamo un attimino di poter dare risposta. Il secondo argomento, quello degli alberi,
possiamo dire che a Trieste, da come ho visto, abbiamo circa 18.000 alberi censiti, di quelli censiti. Poi c'è chiaramente un progetto da parte degli uffici che annualmente vanno a censire, ma censire non vuol dire solamente chiaramente metterci un'etichetta, ma anche verificare la salute degli alberi, e man mano, anno dopo anno, viene aumentata questa cifra, e anche il database, c'è un database che, come dire, raccoglie tutti questi dati. Quindi bene la segnalazione, perché questa va comunque fatta, e ringrazio il Signore. Quindi è importante, perché anche dire che nessuno fa niente, ripeto, ci sono 17-18.000 alberi censiti, anche verificarli tutti non è sempre semplice. Adesso magari vedrò di parlare con l'ufficio competente, segnalando anche questa situazione, per capire, magari tante volte le cose sono già in itinere, magari sono arrivate già delle segnalazioni, ci stanno lavorando, ci sono degli appalti che prevedono queste attività, perché diciamo che il Comune non ha più operai su queste attività, ma provvede con degli appalti. Allora, intanto vedo un elegantissimo Umberto Bosazzi in attesa con un ospite. Allora, buongiorno Umberto, intanto dove ti trovi e che cosa ci proponi per questo collegamento? Buongiorno Laura, buongiorno ai telespettatori, buongiorno al tuo ospite, grazie per il complimento, casomai che non merito, perché insomma è frutto di regali, devo dire la verità. Ecco. Allora, siamo in area di ricerca nel Palazzo dei Congressi dell'area di ricerca, dove si svolge il congresso della Società Italiana di Biologia Sperimentale. Accanto a me c'è il professor Francesco Cappello, che è il presidente nazionale appunto della società, al quale io, se credi Laura, possiamo incominciare subito con l'intervista, o diamo la linea alla pubblicità e quindi poi abbiamo più agio di parlare un pochettino più a lungo? Ecco, allora so che appunto la pubblicità incombe, quindi non so se tu puoi comunque rimanere ancora con l'ospite, pazientare insomma qualche minuto. Sì, penso che il professore ha ancora 10 minuti di tempo Perfetto, allora, sì, possiamo rimanere allora con il professore, ci sentiamo dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità, che poi commenteremo anche insieme, perché è un convegno importante, no? Che riguarda proprio la biologia sperimentale. Allora, fra pochissimo. Ciao. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora ci ricolleghiamo subito con il nostro Umberto Bosazzi dall'area di ricerca, con il suo ospite, per parlare di questo importante incontro sulla biologia sperimentale. A te la linea, Umberto. Grazie Laura. Intanto professor Cappello, che cos'è la biologia sperimentale, dovendola definire? Chi è il biologo sperimentale? Lo dico e rispondo partendo dalle origini della nostra società scientifica. La SIBS è stata creata nel 1925 soprattutto da medici che hanno avuto allora l'intuizione che il progresso delle conoscenze in medicina sarebbe passato più dai laboratori di ricerca che dagli ospedali. Pertanto hanno pensato di costituire una società a cui hanno partecipato e continuano a partecipare non solo medici ma anche biologi di varia estrazione, perché ai biologi generali si uniscono i biologi naturali, ma anche oggi i biotecnologi, i chimici farmaceutici, eccetera. E oggi quindi è una società multidisciplinare che vede soprattutto giovani. Diciamo che per parecchi decenni, nel secolo scorso, la SIBS è stata il punto di riferimento nazionale per la ricerca scientifica in Italia, nel senso che chi voleva fare carriera all'interno dell'Accademia doveva passare per i congressi della SIBS e farsi conoscere. Non esisteva internet e quindi gli strumenti per farsi conoscere erano diversi rispetto
a quelli attuali. Poi c'è stato un declino. Questo declino è coinciso con fondamentalmente riforme del sistema universitario che hanno centrato l'attenzione sulle materie, sulle discipline, su quelli che noi chiamiamo settori scientifico-disciplinari. Oggi per fortuna si sta riscoprendo il valore della multidisciplinarietà e quindi società scientifiche antiche e prestigiose come la SIBS stanno ritrovando l'entusiasmo della partecipazione da parte dei giovani, e noi guardiamo soprattutto ai giovani ricercatori, ai 25enni, ai 30enni, ai 35enni, perché dalle loro mani passa realmente, dalla loro testa, il progresso delle conoscenze scientifiche in ambito biomedico oggi. Ecco, parlando delle applicazioni poi che arrivano dalla ricerca dei giovani ricercatori, ma comunque dalla ricerca biologica sperimentale in toto, quali sono i campi dove queste ricerche trovano maggiore applicazione e dove con tutta la probabilità troveranno ancora più applicazione in un futuro che forse è già dietro di noi? Sì, domanda giustissima. Potrei fare un esempio, il più semplice di tutti, i vaccini. Senza la ricerca biomedica non avremmo avuto i vaccini per uscire dalla pandemia, e oggi sappiamo che questo strumento, questi nuovi vaccini, questi soprattutto a RNA, possono rappresentare non solo un'arma preventiva ma anche un'arma terapeutica contro malattie importanti che vanno dal cancro sicuramente alle se ne parla proprio in questi giorni, alle malattie metaboliche, alle malattie degenerative e quant'altro. Quindi come dicevamo ieri, la cosa importante per i nostri ricercatori è quella di essere messi nelle migliori condizioni per poter esprimere la loro creatività. Il loro cervello deve essere spinto alla massima velocità, perché dalle loro idee, dalle loro osservazioni verranno le scoperte e il progresso tecnologico di domani. Ecco, c'è un dato che può sembrare anche curioso, ma che quando lo si sottolinea, come dire, comporta un altro impegno da parte delle istituzioni, da parte anche dell'università. Cioè, ci sono molti laureati in biologia, forse più di quanti apparentemente il mercato può assorbire, pur essendo un mercato che ne assorbe tantissimi. E quindi c'è bisogno proprio di una collaborazione massima fra l'università, il territorio e le realtà scientifiche e anche industriali di un territorio, proprio per assorbire questi giovani laureati. È quello che dicevamo ieri e lo hanno sottolineato anche il presidente della regione neorieletto e anche il presidente della Camera di Commercio che ieri ci ha ospitato per l'inaugurazione. Può sembrare una cosa banale, ma non lo è. Ancora oggi molti programmi universitari per la laurea in biologia non prevedono tutta una serie di insegnamenti che non sono strettamente legati alle materie, a quei settori scientifico-disciplinari che dicevamo prima, ma che fanno parte della formazione del ricercatore, anche del biologo oggi, cioè per esempio come fare impresa, perché bisogna considerare, come ha detto giustamente lei, che oggi stranamente e purtroppo le università laureano più biologi rispetto a quanto il mercato del lavoro non riesca ad assorbire, e soprattutto non li prepara al post lauream molto spesso, o non li prepara sufficientemente bene anche per pensare a se stessi come imprenditori in prima persona, cioè adoperare le loro conoscenze, il loro know-how per da soli o in gruppo sviluppare nuove tecnologie. Qui al congresso della SIBS abbiamo parlato e parleremo in questi giorni anche di questo, con esempi virtuosi anche di giovani che hanno costituito start-up e che hanno avuto un discreto successo. C'è da dire per esempio che non più tardi di ieri, durante Trieste in diretta, abbiamo parlato
con l'Università di Trieste, con un docente e un responsabile dell'università, un dirigente dell'Università di Trieste, proprio del Contamination Lab, che è una delle istituzioni che appunto favorisce in più campi, logicamente, proprio questa possibilità. Le faccio un'ultima domanda e riguarda, la butto là, insomma. È vero anche che molti degli studenti che non riescono ad accedere a medicina scelgono biologia come scelta proprio perché sembra quella più vicina, eccetera, eccetera, eccetera. E questo probabilmente ripropone anche il consueto, la vexata question, se sia ancora valida la questione dell'esame di ammissione. Io dico da anni che l'esame di accesso alle lauree in medicina veterinaria, può essere eliminato se si fa una corretta programmazione. Cioè, se 10 anni fa, se 15 anni fa si fosse scelto di intraprendere un percorso virtuoso, investire sulle università, o meglio investire sui luoghi fisici dove realizzare le scuole di medicina, perché per creare un corso di studi, qualunque esso sia, prima serve la casa, serve il posto, poi servono i docenti che devono insegnarci e poi si attiva il corso di studi. Oggi purtroppo le università fanno al contrario, prima attivano i corsi di studio, poi cercano i docenti e poi scoprono che non ci sono le aule. Allora bisogna fare degli investimenti seri e credibili. Il corso di laurea in medicina e chirurgia, lo dico senza tema di smentita, è il corso di laurea più importante di tutti, ok? Allora, se non si sceglie di fare una politica di investimento, di investire sulle infrastrutture, sui docenti, prima di aprire il numero chiuso, l'apertura del numero chiuso sarà soltanto creare un imbuto e alla fine creeremo soltanto dei ragazzi che avranno perso degli anni, che saranno dei frustrati perché avrebbero potuto investire meglio gli anni della loro vita più importanti. Io ringrazio il professor Francesco Cappello per essere stato con noi, lo lascio ai lavori del congresso e ricedo la linea. Grazie a Umberto Bosazzi, grazie al suo ospite. Tanti temi interessanti davvero da questo scienziato, possiamo dire così, a partire dalla ricerca, dall'importanza della ricerca, no? L'abbiamo visto prima. Sì, anche... Io voglio ringraziare Tele4 e Umberto Bosazzi per aver dato spazio a questo convegno che diciamo Trieste, oltre ad essere una città che adesso la riscopriamo turistica, certo. E questo è un lato della nostra città che forse fino a qualche anno fa non ci credevamo molto, ma è così. Trieste è città della scienza, città della ricerca. Troppo poco, no? E se ne parla, magari ci sono questi convegni, magari dei quali non si è sempre a conoscenza, ed è giusto dar spazio perché sono delle realtà veramente importanti per la nostra città. Stessa cosa, Trieste è una città portuale, Trieste è una città industriale, e secondo me su questi 4 fattori, 4 ambiti noi dobbiamo lavorare, perché siamo veramente una città che non ha da invidiare nessuno, ma sicuramente c'è da migliorare. Interessanti le parole del professor Cappello, sì. Su questo ultimo tema, questo del numero chiuso. L'esame di accesso del numero chiuso per la facoltà di medicina, che è un problema che è emerso prepotentemente durante la pandemia, ma che era già presente prima. Ma è un problema, e lo sappiamo, che questa carenza di medici, ma partiamo dai medici di base, e dopo arriviamo anche alla chirurgia. Quindi, però, come è stato detto giustamente, il numero chiuso deve andare di pari passo però ad una organizzazione della cosa, perché anche lì riaprire le attività senza numero chiuso e poi trovarsi senza le aule, le strutture, diciamo che non sarebbe la cosa ottimale, però dobbiamo assolutamente lavorare in tal senso, perché servono assolutamente medici, chirurghi e anche poi medici di base, ed è la cosa che purtroppo stiamo riscontrando tutti noi sulla nostra pelle, proprio la mancanza, perché non c'è la volontà di non averli, però c'è la difficoltà a reperirne. Allora, dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia del consigliere Stefano Bernobic.
Allora, bentornati a Sveglia Trieste, ancora in compagnia del consigliere Stefano Bernovic della Lega. Abbiamo visto insomma il collegamento con il nostro Umberto Bosazzi dall'area di ricerca per questa importante realtà appunto che è presente nella nostra città e di cui parliamo troppo poco, lo diceva giustamente anche il consigliere. Abbiamo anche una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono io? Sì, buongiorno. Volevo segnalare che ho mandato prima una mail, ma non è stata letta, c'è la fotografia, sì? di un marciapiede a Roiano, tra la via Santa Teresa e la via Stock, c'è il volto, sotto il volto ci sono delle buche nell'asfalto che prima o dopo scappa il morto lì, dopo di fronte al chiosco della verdura. È veramente pericoloso quel pezzo di asfalto. C'è ancora la mail, lo trovo a guardare, vedere la fotografia, guarda molto chiaro. Prima stavo per intoparmi anch'io, ho 84 anni, passo ogni giorno lì, l'altro giorno proprio stavo per cadere. È veramente orribile. Quindi che il comune provveda. Quindi marciapiedi a Roiano, ma non troviamo la sua mail purtroppo. L'ho mandata mezz'ora fa più o meno. Mezz'oretta fa, non so se può rimandare, ma l'indirizzo nostro del appunto Sveglia Trieste. Sveglia Trieste, non siamo riusciti a trovarlo. Comunque, proprio sotto, se va a vedere col programma lì che avete, vedere come sotto il volto piccolo pedonale dove passa il grosso del traffico pedonale per Roiano, ecco lì, perché il Barmaccio e la via Stock. Ho capito, proveremo allora a vedere. Magari se ce la rimanda. Non so se ce la può rimandare, allora vediamo. Se la può rimandare cortesemente, magari dopo me la faccio girare. Ecco qui, forse abbiamo trovato qualcosa, forse erano queste le segnalazioni, vediamo dunque cerchiamo di ingrandire un pochino, era questa la segnalazione? La sta vedendo? Sono queste? Io non vedo adesso. Ah, non riesce a vedere, va bene, comunque questo... No, la vedo lei, no. Ecco. Ok, No, ne abbiamo di segnalazioni. Sì. E allora sono tante le segnalazioni. No, guardi, non è proprio arrivata, se ce la può rimandare perché questa era evidentemente un'altra segnalazione di un'altra persona. La provo a rinviare. E comunque la storia di questi marciapiedi che fuori del salotto buono nessuno se ne frega, questo è il problema. Capito, purtroppo, insomma... per questi amministratori schifosi che abbiamo, purtroppo questo è il problema. Vabbè, insomma, adesso non... provo ad inviarla. Non lanciamoci in offese, insomma, manteniamo la critica, se c'è critica all'interno della civiltà, ecco, non usiamo espressioni che assolutamente non possiamo condividere. Allora, grazie, intanto eventualmente ci rimandi appunto questa mail per capire di che problema si tratta, no? Sì, ne abbiamo di segnalazioni, di marciapiedi, ce ne sono tanti, chilometri e chilometri di marciapiedi. Adesso ci sono lotti di strada e marciapiedi per oltre anche più di 1 milione o 1 o 2 milioni di euro che partiranno. Chiaramente con quei fondi lì non è che si rifanno tutti i marciapiedi, però si fanno tanti marciapiedi in un anno, lo so, io ad esempio ne ho un elenco mio di marciapiedi per i quali un po' già la sensazione e anche le priorità, perché purtroppo questo lo diciamo, ognuno sotto casa propria vede il marciapiede più brutto e questo è un dato di fatto ed è normale che sia così. Dopo sta anche non so se gli uffici a dare la priorità, perché giustamente il signore avrà sicuramente ragione sulle buche e sulla gravità di quel marciapiede, ma forse ce ne saranno altri anche messi peggio. Quindi purtroppo ognuno segnala giustamente quello sotto casa propria oppure quello che vede più spesso, però magari non è addirittura quello più urgente, quello più grave. Comunque bisogna prendere nota di questo. Io chiedo che se può rimandare questa mail, magari me la farò anche girare qui
cortesemente da Tele4 e vediamo di intervenire almeno con dei rappezzi provvisori e poi magari metterlo in lista per il rifacimento completo, che poi Roiano adesso c'è tutto il rifacimento proprio su via Udine del marciapiede, ho visto che è in corso, tutto anche quello, vedete che comunque i marciapiedi anche sono più lenti da venire lavorati perché il flusso stradale continua, c'è l'attività sul marciapiede singolo e vedete anche la lungaggine nel riuscire a realizzare un marciapiede nuovo. Allora, c'è un'altra richiesta da parte di un altro telespettatore che si chiama Alessandro. Caro signor Bernobic, le chiedo gentilmente di far presente la necessità di mettere un'isola pedonale sulla via Flavia all'incrocio di via Gravisi, dice Alessandro. Sì, ha presente... È una richiesta che ho già posto, devo dire la verità, su 3 attraversamenti di via Flavia, anche quello successivo, diciamo, quello... io chiamo plastigioco, diciamo sì, quello successivo, ecco. Sono degli attraversamenti che risultano diciamo, pericolosi, nel senso che via Flavia è sicuramente una via con scorrimento spesso ad alta velocità. Quindi è una cosa che assolutamente ho già richiesto di poter intervenire su questi 3 attraversamenti perché concordo con il signor Alessandro, mi sembra, su questa necessità. Allora, un'altra mail che invece si riferisce a un dibattito che c'era nella parte precedente della nostra trasmissione sulla burocrazia delle persone, che riguarda in particolare le persone che devono rinnovare l'esenzione del ticket sanitario, no? Dicevano alcune persone, tra cui una telespettatrice, che magari soprattutto le persone anziane si trovano in difficoltà a dover fare la fila, a dover andare ogni anno a rinnovare a fare questo adempimento, insomma, per avere l'esenzione. Dice Roberto, in questo circo che si chiama Italia basterebbe che l'anagrafe di concerto con la SUGI si confrontassero con i dati, ovvero esenti e deceduti e restanti sopravvissuti, recapitando una mail o una lettera. Una persona anziana difficilmente guarisce dalla patologia che ha, insomma, no? Quindi l'esenzione è quella del ticket, credo. Sì, quella del ticket sanitario, sì. Io credo che per l'esenzione ci sia la questione del reddito, non so se uno magari... non dico vince la lotteria, ma anno per anno il reddito, quindi, magari a una certa età può, magari più difficile che cambi. Però magari per ragioni invece sanitarie proprio... Ma ho visto che i punti anche per questa esenzione sono diversi, c'è anche a Valmaura, sono i vari CUP nella città. Dopo ho seguito brevemente nel dietro le quinte la discussione sulle associazioni. Devo dire che anche le micro aree, almeno da quanto so, ad esempio quella di via Soncini, proprio faceva questa attività con i propri assistiti di recupero per questa esenzione per agevolare. Quindi io concordo che c'è necessità di agevolare tutte le persone, molto spesso una firma, adesso esiste anche appunto lo SPID, la firma elettronica, però giustamente le persone per le quali parliamo sono persone che magari la firma elettronica non ce l'hanno, quindi anche quello è difficile un po' da coniugare. Quindi forse maggiore trasparenza nel fornire magari le dovute indicazioni, questo ci potrebbe essere, però è una soluzione immediata, la vedo purtroppo difficile in Italia, dove sappiamo che molto spesso la burocrazia incombe e quindi la firma fatta davanti al funzionario è quella che necessita purtroppo. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Gabriela, volevo richiamare l'attenzione al consigliere. La sentiamo molto distante, non so se sta parlando con un viva voce. Sempre ho lo stesso problema, che dico, vorrei chiamare l'attenzione al comune perché a Largo Barriera c'è un albero a metà, c'è solo un tronco di 80 centimetri, da tanto tempo già. Ho fatto la segnalazione al portale sensore, una cosa così che si chiama,
e mi hanno risposto che l'argomento è stato risolto e l'albero continua così, metà albero, ci manca tutta l'altra parte. Ma dove è questa segnalazione? Questo non abbiamo capito. Se ci può ripetere il luogo, perché non abbiamo... Il luogo, sì, no, adesso lo dico il luogo. Il luogo è il Largo Barriera, di fronte, giusto nel marciapiede dove c'è il Despar, dove c'è la fermata dell'autobus. E da tanto tempo quello lì è in quelle condizioni, anche tanto tempo una transena di fronte a Piccianiu, da anni. Io faccio lo scherzo, faccio la foto a Natale, non so, Natale, dopo metto con i fiori degli alberi, e la transena continua lì, io l'ho segnalato. Sembra che il portale del comune non funziona, come tante altre cose che non funzionano. Grazie. Grazie signora della segnalazione che raccogliamo. Insomma. Sì, ma ecco, anche su questione transenne, anche lì chiaramente se c'è una buca riguarda il comune, se riguarda un tombino magari riguarda Cegas, o riguarda Telecom, riguarda Fastweb, c'è anche quello, dopo vengono smistate anche le richieste, perché non sempre è il comune che interviene su cose non di competenza, quindi anche lì dopo il comune, questo ne sono certo, sollecita chi deve intervenire. Dopo, devo dire la verità, qualcuno è più bravo, qualcuno è meno bravo, e anche lì bisogna risollecitare la sostituzione, che molto spesso sono i tombini che cedono o che creano disagio, soprattutto con delle buche nei contorni di questi tombini, ed è quello che vediamo molto spesso, e quindi in quel caso va fatto intervenire chi è il proprietario della situazione. E quindi purtroppo molte volte questi interventi non sono veloci, anzi è un compito comunque quello che chiedo sempre a tutti, comunque di segnalarlo, e dopo si ricevono queste segnalazioni, si provvede al sollecito a chi di competenza. C'è anche il signor Sergio che ci scrive mandandoci delle fotografie di alberi tagliati in zona Campi Elisi e mai sostituiti. Anche questo è un tema molto sensibile, no? Per quanto riguarda la popolazione triestina, perché quando si taglia un albero... Allora, sì, questo è un tema molto importante. Diciamo che sono due cose un po' separate, anche se l'argomento è lo stesso, quello dell'albero. Uno è come ho detto prima, no? C'è la verifica statica che viene fatta annualmente su tanti alberi, e quindi anche si riesce a capire se questi alberi sono sani, malati da magari poter diciamo, intervenire per dare un po' di rinvigorimento, oppure purtroppo hanno una diciamo, categoria D, quella che bisogna assolutamente abbattere, cioè sono pericolosi. Quindi una ditta specializzata dà un elenco agli uffici comunali dove indica che alcune alberature risultano a rischio caduta, e quindi in quel caso il comune, gli uffici insomma, del comune non possono far altro che incaricare una ditta il prima possibile affinché ci sia il taglio dell'albero, se c'è questa dichiarazione da parte di una ditta, perché nessuno potrebbe prendersi una responsabilità tale che magari un maltempo e quell'albero cade, chiaramente gli uffici andrebbero sicuramente nei guai. Seconda cosa, ed è un altro appalto, è quello della ripiantumazione degli alberi. Esiste anche questo appalto, questo progetto che annualmente viene finanziato ed esiste. Le tempistiche sono chiaramente diverse, perché anche la piantumazione viene fatta in determinati periodi, adesso non sono l'esperto di turno, però so che viene fatta. Adesso in questo caso io magari proverò a sentire gli uffici se c'è appunto questa programmazione, magari per dare anche una risposta, però posso garantire che adesso non so se il numero dei tagli e il numero delle piantumazioni è lo stesso, se è maggiore uno o l'altro, però posso garantire che ci sono questi appalti, l'ho visto anche in vari giardini dove, non so, l'esempio anche Borgo San Sergio, sono stati tagliati degli alberelli in piazza 25 aprile, adesso ne sono stati riposizionati di giovani, adesso già l'anno scorso, per cui so che c'è questa attività che viene comunque fatta.
magari adesso verifico puntualmente queste situazioni, Largo Barriera e Campi Elisi. Allora, prima di passare la telefonata alla signora Buccarella, all'ospite della nostra Trieste, buona giornata dal signor Gianni, che salutiamo. Si è parlato di insetti per l'alimentazione, dai miei 89 anni mi sovviene Gregor Samsa trasformato in scarafaggio, si cita addirittura Kafka, qui signor Gianni. Questo insetto è il solo che ha la residenza nella mia casa, averlo tra le pagine va benissimo, ma mai nel mio piatto. Le solite monade, Gianni, vabbè, ma penso che Gianni interpreti un po' il sentimento di tanti. Ma no? diciamo che sicuramente questo alimento, chiamiamolo così, non fa parte della nostra cultura e chiaramente quando noi ci troviamo con queste, chiamiamole novità, siamo sicuramente dubbiosi. Io non sono sicuramente curioso di provarla, anche se devo dire la verità, se io vado in un paese, non so, dovessi andare in Thailandia, io credo che proverei questa ebbrezza, ma perché è una cosa come specialità locale. Come specialità, perché se vado in un posto io ho piacere sicuramente di provare la cucina locale, o quello che accade nei posti dove vado a visitare. Chiaramente il fatto di come dire, sdoganare questa cultura culinaria qui in Italia, dove abbiamo la cucina mediterranea, qui a Trieste abbiamo anche un'influenza austro-ungarica, quindi altri tipi di cucina che insomma tutto il mondo ci invidia. La necessità di avere anche i grilli non c'è, però ripeto, non sarà obbligatorio, l'importante è che non venga messo in menù scolastici o in menù di cose di obbligatorietà nella routine, e questo è fondamentale, cioè nel senso questo finché si tratta di una scelta non deve essere nemmeno presa in considerazione. Se c'è qualcuno che vuole la pizza con il grillo, c'è anche questo, insomma. Va bene, insomma, adesso non ce ne faremo una ragione, certo. Però ecco, l'importante è che non rientri nella nostra cultura culinaria e quindi in nessun menù diciamo delle case di riposo, degli ospedali, delle scuole, diciamo, deve venire preso in considerazione. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Sergio ancora. Sergio, buongiorno. Io sono tra quelli che non porto il cognome di mio padre, per esempio, è stato cambiato nel periodo, nel ventennio, e non porto, ma lasciamo perdere, questo qua è un altro discorso. Io volevo parlare dell'edera, che abbiamo tutto il territorio pieno di edera, non c'è bisogno che voi fate un appalto, basta dire chi è padrone di quella particella. Tu devi tagliare quegli alberi che sono alti 10-15 metri, a caccia naturalmente è venuta rapidamente, e quando cade sarà problemi in strada. Voi dovete senza spese obbligare tramite la forestale, come c'era una volta ai miei tempi, io ne ho tanti di anni, la forestale passava e diceva guarda che quell'albero te lo devi tagliare, adesso non parla più su. Adesso provate quando venite fuori da Trieste, quando le colonna sulla 202, se uno guarda il panorama non vedi niente, perché l'albero della casa tende edera fino a 12 metri. Dico, quella roba là ha un palon, quella particella, poi dove fare che tagliare l'albero? Non si può lasciare abbandonare, questo è l'abbandono del nostro territorio. Parliamo di tante altre robe. Potessimo parlare. Ma questo le sta particolarmente a cuore, Sergio, evidentemente. È una roba importante, perché il turista... La cura del verde. Tutto, perché lei la va in Austria, la va in Slovenia, non si letera sui alberi, no? Non si gli alberi... Chiaro, e si ha un'impressione di maggiore ordine, di maggiore pulizia. Al padrone della particella, dice, ascolta, o ti taglierò me, ma ti metti in conto. E invece nessuno fa, ecco che volevo dire. Grazie Sergio, buona giornata a lei. Allora, torna sulla cura del verde, no? Io davo per scontato su proprietà comunali, quindi l'appalto era su alberi o verde comunale. Poi andiamo anche sul verde che non è comunale, che può essere ATER, che può essere di altri enti pubblici e può essere anche di privati. In quel caso può esserci la forestale che va a intervenire, però ecco, su segnalazioni precise fatte anche alla forestale direttamente, forse
possono intervenire a fare in modo che qualcuno possa rendersi conto della salute, perché io prima parlavo chiaramente di proprietà comunali, no? Gli appalti, certo, la verifica del verde, ecco, quello in proprietà privata chiaramente è una cosa particolare. Se c'è qualcuno che ha delle segnalazioni su specifiche situazioni che possa ritenere pericolose, penso che vada appunto segnalato e dopo va interessata, non so se la forestale, tante volte su alcune cose interviene anche la polizia locale, spesso se ci sono anche degli alberi che arrivano in strada da proprietà private, quindi vanno a sollecitare il privato, questo avviene, però chiaramente è la polizia locale che può far fare questa segnalazione e richiesta di intervento, che dopo spetta chiaramente al privato. Di verde, ben che se ne dica, perché si dice che ce n'è poco a Trieste, io dico che ce n'è, chiaramente manca proprio nel centro città, e questo è una cosa veramente, cioè, è sotto gli occhi di tutti. Insomma, la zona Ponte Rosso non è alberata, però la provincia di Trieste ha dei polmoni verdi veramente importanti, e quindi ognuno con diverse proprietà, perché ricordiamoci che la proprietà anche delle comunelle, della regione, cioè certo, le proprietà sono molto, molto ampie, e quindi insomma, possiamo anche essere soddisfatti che veramente con 5-10 minuti di macchina arriviamo in mezzo a un bosco. Allora, un'altra telefonata subito. Buongiorno, chi è in linea con noi? Posso parlare? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Maria da Gorizia. Maria da Gorizia? Sì, la sentiamo sempre col volume molto basso, a un certo punto insomma il volume non si sente molto bene per quanto riguarda le telefonate, non so se sta parlando con un viva voce oppure se ha la televisione accesa, perché la sentiamo molto molto bassa. Proviamoci di nuovo. Signora, buongiorno. Volevo chiedere, mica votò Fedriga e non può venire qualche volta per televisione che la gente parla con lui, perché mica ho 81 anni, non so, potessi fare una legge che vi segari che l'autobus è gratis. Non sono riuscita a sentire, forse il consigliere invece... Ha votato il Presidente Fedriga, se può venire di più in televisione. Non so se può venire di più Fedriga in televisione, ma tanto noi lo invitiamo, però... questo è un periodo chiaramente molto intenso di incontri. Se ho capito bene la domanda, perché veramente si sente davvero piano piano, però è chiaro che continueremo ad invitarlo anche a trasmissioni della sera, anche a Ring, naturalmente è venuto più volte, quindi insomma lo faremo. È una persona molto disponibile, io conosco da parecchi anni personalmente, posso dire che è una persona che vive il territorio, che veramente lavora tanto, sa i problemi delle famiglie, perché certo, con 2 bambini li vive anche lui, quindi è una persona che per questo anche ha avuto questo risultato, perché comunque si è visto che è una persona che vive il territorio, ci tiene molto e ragiona sempre da padre di famiglia per quanto riguarda le varie decisioni. Anche a livello personale, no? Ha avuto tanti voti proprio al di là delle liste, cioè sicuramente ha ricevuto eccezionale in tutti i campi, insomma. Sì, sicuramente ha ricevuto anche, ci sono stati tanti voti, come dire, disgiunti, no? Diciamo dalla appartenenza politica, perché insomma, ma anche per Trieste sicuramente avere un governatore di Trieste per noi è una maggiore tutela e garanzia, e questo è al di fuori, però addirittura ha avuto più preferenze in Friuli che qui a Trieste, quindi allora, è ben voluto da tutti. Il fattore territoriale in questo caso non ha avuto questo grande peso. Allora, prima di chiudere, abbiamo pochissimo tempo, leggo solo la mail di Patrizia che dice: colgo l'occasione per chiedere al signor Bernobic, che si occupa attivamente della zona, com'è la situazione della via sul Piccio Gallo, chiusa dal 23 dicembre 22, dice Patrizia. Allora, diciamo che questo è un terreno privato. Ma sì, quello è una parte del problema, insomma, con questo muretto che ha ceduto da una parte, e l'altra parte è stata ritenuta dai vigili del fuoco pericolante, una piccola parte, però chiaramente blocca la via diciamo, a 3/4 della stessa.
c'è stato già l'interessamento presso i privati, diciamo che c'è un progetto in piedi sulla situazione, quindi chiedo di attendere un attimino ancora ai residenti che si sta lavorando su questo, non voglio, come dire, c'è ancora un po' di pazienza. Un po' di pazienza, ci si sta lavorando, sì, insomma, sono già stati contattati i proprietari e speriamo di poter risolvere, io dico a breve, però insomma siamo in lavoro. Benissimo, allora abbiamo dato anche la risposta alla signora Patrizia. Ringraziamo Stefano Bernovic per essere stato con noi, lo invitiamo a tornare a trovarci presto qui a Grazie per l'invito, sempre volentieri qui a Tele4, che ringrazio per il lavoro che fa per la nostra città, dando veramente gli spunti ma anche le notizie per tutti noi cittadini su quello che avviene nella nostra città. Ci proviamo allora, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito e Sveglia Trieste torna domani puntuale alle 7 del mattino. Grazie, buona giornata.